Siamo pronti? Via! E poi sarà aggiornato un giorno quando io troverò un po' di tempo per fare le cose mie, ma è difficile, non è una cosa facile. Andiamo in questa situazione, alziamoci un attimo. L'ultimo iscritto si chiama Forza Napoli. Benissimo, benissimo ragazzi, parliamo di questa vittoria, veniamoci a salutare. Io voglio essere severo, non lo so, perché se avete visto la reaction andatevela a vedere, se non la trovate, se non siete andate prima e poi tornate, perché tanto adesso facciamo la carrellata dei saluti. Però voglio essere, cioè, mi dovete dire voi le cose belle, ce ne sono tantissime e le ho interiorizzate. Però mamma mia, mi concentro sul fatto che il Torino è proprio scarso. Vediamo, perché Juric ha parlato, gli amici abbonati mi stanno tenendo aggiornato. Andiamo a salutarci come prima cosa. StreamYard, salutiamo Daniele e poi ci vediamo dopo. Benissimo, vai, divertiti e poi ci vediamo più tardi, te la recuperi dopo. Il grande Jacopo non ci può fare nulla, ma tu niente, non ci devi fare assolutamente niente. Giulio che riesce a seguirmi in diretta, molto bene lo stop, bello, splendido, veramente splendido, momenti di alta tecnica. Che partita, dice Giuseppe. E poi tatticamente è interessante da analizzare. Non so se riesco a sentire, tengo ok, te ne fa pure Giacomo, ma stavolta preventivamente c'è una gara immensa proprio nel secondo tempo. Tu dici, io la vedo diversamente, la analizzeremo. Io proprio il secondo tempo ho visto un Napoli che ha un po' mollato, ma anche secondo me volontariamente. Io insisterò su questa cosa qui. Cioè il minimo sforzo perché ti rendi conto che l'avversario non ti può mettere in difficoltà e quasi ci hai provato a rimetterli in partita, ma non riuscivano proprio a farlo. E se questo poi ci porta a essere più freschi e meno affannati con l'Ajax, ben venga da grande squadra. A Gioletta, il 38esimo like preventivo. Fai una cosa da esterno sinistro, questa poi diventerà un leitmotiv, perché fai una cosa da centravanti e Simeone segna, fai una cosa da esterno sinistro e Kvara segna. Alla grande, il grandissimo Mario delle Vedove. Esatto, l'hashtag fai un fatto da, grande Valeria. Like preventivo come Kim sugli anticipi. I like preventivi, quanto siete belli ragazzi miei, scattano tutti i messaggi veloci. Pep di Palma preventivamente e Paramount Plus, esattamente, che questo pure è un nuovo come si dice, un catchphrase, è una catchphrase nuova. Buonasera Peppone, grande Peppone, cuore azzurro, forza Napoli sempre. Dombele come è andato? Bah, io ho visto fare delle cose normali, un paio di appoggi, insomma, a un certo punto è inciampato lui col pallone sul fallo laterale, sembrava il Lobotka di tanti anni fa, quindi ancora non tanto bene, secondo me. Alla vaga Pociuccio ogni tanto si fa bene. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, almeno sono il mezzogiorno e tra un po' si va a lavorare, ma non prima di leggervi un po' tutti. Un saluto da Fuorigrotta da Daniele. Cristian è entrato e messo like, a casa moglie e figli di uscire un bacio, dedicati alla famiglia e recuperami dopo. Buon pomeriggio Anna Maria, grande partita, perché Ndombele vuole fare sempre vedi, secondo me sì, l'abbiamo letto uguale Vincenzo, è come se volesse poi impressionare
e quindi alle volte poi finisce con l'inciampare, ma va bene, insomma, poi deve prendere 1-0 Dzeko, deve prendere minutaggio, deve prendere confidenza con i campi di Serie A. Mi dicono 1-0 Dzeko, che non è un giocatore che ho nel fantacalcio, ma ne ho tanti dell'Inter, quindi dovete in qualche modo tenermi aggiornato, perché io sto cercando di affossare l'Inter mettendo in campo tutti i giocatori interisti, e vediamo se ci riusciamo. Frank si è messo le scarpette fino ai suoi 2 gol e poi si è messo di nuovo, praticamente comincia in ciabatte, si mette le scarpette per fare i gol e poi si rimette le ciabatte, Angelo, perché fondamentalmente, ma secondo me non se le manco messe le scarpette, cioè segna di testa, grandissimo stacco, inserimento imperioso, imperiale, imperativo, e poi il gol non lo segue nessuno, c'è proprio in affanno quelli del Torino, fa un gol di punta che si può fare anche a piedi nudi sulla spiaggia, quindi l'ho visto veramente dominante senza nemmeno dover sforzarsi più di tanto, ma sono impressioni mie, magari mi sbaglio. Juric ha visto una partita completamente diversa da quello che ho visto io. Spalletti nel primo tempo ha rimproverato Kvara perché lo voleva più nel campo, la spiegazione data durante l'intervista post partita, tanta roba. Giorgio, me lo stanno dicendo anche gli amici abbonati che probabilmente domani, nell'analisi che facciamo, analisi post partita, e cerchiamo probabilmente di analizzare anche le parole di Spalletti, forse le parole di Spalletti saranno ancora più interessanti dell'analisi della partita. Io vi dico che, senza averlo ancora ascoltato, senza aver ascoltato nessuno, una chiave tattica che si è vista subito è la scelta di Raspadori, me la spiego così, con l'idea di un Raspadori che viene sempre incontro, e vedete, avete visto come Meret si ostinava anche nel passaggio rasoterra centralissimo verso Raspadori. Raspadori è bravo a venire incontro ed è anche bravo nel tocco di prima, perché ha più tecnica di Simeone, quindi tocco di prima o addirittura velo, se il difensore del Torino ti segue a uomo come succede, poi si crea il buco. E si crea il buco e i due braccetti non sanno cosa fare, se ma aspettare l'inserimento dei centrocampisti oppure tenere d'occhio quelli che erano i Kvara e i Politano che entravano. Quindi sotto questo punto di vista Spalletti l'ha letta benissimo e Juric non ci ha potuto fare nulla. Poi ci sarà sicuramente altro che Spalletti ci spiega e io lo analizzerò dopo. L'Inter già vince, così pare. Filippo, Thierry Henry disse a inizio carriera di Messi: se capisce quando passare e quando dribblare avrà una collezione di pallone d'oro. Dico lo stesso di Kvara, aspirando alla stessa conclusione. Grande Filippo. E mi sa che devo già ringraziare Michele D'Ambrosio che non si fa attendere. Kim e Rachmani sontuosi. Andiamo, buonasera Katie. Buonasera Katie. Gol lo ammazzo, ma proprio ammazzo dell'Inter, annullato per fuorigioco. Ci dicono, buonasera Francesco, e andiamo a recuperare. Allora, andiamo a recuperare Michele, ma questa è una cosa interessante di Vito che ci dice: se un Napoli così sottotono ne fa 3 al Torino mai domo, c'è da sognare. Allora, io mi sono esposto, Vito, non lo faccio mai, chi mi conosce da tanti anni lo sa, io sono sempre molto molto parco di sogni, cioè si sogna, io mi voglio godere il percorso, non voglio già pensare allo scudetto. Però l'ho detto chiaramente quest'anno e non voglio sapere niente. Secondo me il livello degli avversari del Napoli in Serie A non è altissimo, non vedo un padrone assoluto. Una delle squadre più forti è il Milan e l'abbiamo battuta, e le altre squadre secondo me sono scarsine, senza proprio offendere nessuno. Il livello secondo me è basso, di conseguenza il Napoli ha il dovere di provarci, perché questa squadra, che probabilmente non vincerà la Champions League, che probabilmente non è la più forte al mondo, ma questa squadra in Italia può dire la sua senza dubbio. Michele, zio Frank con le Crocs teneva marcia e Q. Che centrocampo abbiamo? Kim e Rachmani un muro, comunque solo una sbavatura di squadra sul gol. Esatto, è successo un po' di Yambarabam, diciamo, su Paramount dicono il ricochet, cioè i rimpalli, no? Ma pare che dicano il ricochet, non lo so. Comunque sì, c'è stato un pochino, secondo me anche un calo di tensione e di concentrazione che ci sta sul 3-0, perché hai chiuso la partita. Sul 3-0 lo dice anche Spalletti, 2-0 non basta, 3-0 già ti senti un po' più tranquillo, tant'è vero che io volevo la presenza di Dem, eccetera eccetera.
quindi ci sta, è successo un po' di squadre, lo dici bene, e le Crocs bastano e avanzano, i due centrali molto molto bene, perché poi è chiaro, io dico il Torino è scarso, ma quando ci hanno provato ad entrare hanno trovato due muri e su questo non c'è dubbio. E ancora una volta qualcuno dovrebbe fare mea culpa verso un sontuoso Mario Rui, che si tiene stretto il posto da titolare, perché se è vero che Spalletti ci ha detto cambierò poco contro il Torino, ci ha fatto capire quali sono le sue... Vabbè, fatemi un po' di... quando bevi l'acqua gasata, le sue preferenze per i titolari, e Mario Rui è in vantaggio su Oliveira, Raspadori è in vantaggio su Simeone, Politano probabilmente è in vantaggio su Lozano in questo momento, e gli altri li sapevamo. Quindi ci siamo, e Mario Rui ancora un gran cross ed è assist. Bene Politano con Di Lorenzo, peccato per Raspadori che torna troppo indietro in difesa, ma favorendo così il gioco delle fasce. Sì, più che peccato, bravo Raspadori a fare questo, cioè tanto sacrificio, tanto gioco per la squadra, magari è un falso 9 che finalizza poco se deve entrare così, ma questo è un lavoro che faceva anche Mertens, è ottimo, va benissimo. Andiamo a leggere altri messaggi. Il percorso, mi godo il percorso, per me conta quello e me lo stanno facendo godere, ed è esattamente quello che vogliamo, Roberto, esattamente quello che vogliamo. Oggi i crampi o gli accenni di crampi erano evitabili, la mia sensazione è stata questa, non so te, vedendo il calendario. Sì Carlo, vedi, Politano ha finito coi crampi, secondo me gli altri per non essere affaticati, perché ricordiamoci che a livello di minuti giocati le statistiche ci dicono che i giocatori del Napoli sono quelli che hanno giocato più minuti nelle nazionali, quindi come ci ha detto Guido, altro che pausa, nessuna pausa, hanno giocato come dei matti, e quindi c'era il pericolo di essere affaticati, di affaticarsi troppo. Adesso una partita ogni 3 giorni, ci sta l'Ajax, che è una partita di Champions che, ragazzi, non dobbiamo sottovalutare, sono le partite più importanti. Va bene la Serie A, noi sogniamo, ci godiamo il percorso, ma le partite di Champions sono quelle che ti fanno crescere il brand. Quando cresce il brand crescono i tifosi, aumenta il fatturato, quando aumenta il fatturato ti puoi permettere più cose, puoi fare più sogni, quelli là proprio a lungo andare. Quindi a me interessa tantissimo la Champions. Un saluto dall'Inghilterra, grazie Franco. Politano ha scavalcato il Ciuchi nelle gerarchie? Secondo me sì, Claudio, in questo momento. È chiaro che Spalletti può sempre uscirsene con Lozano, è arrivato l'ultimo, insomma, dalle nazionali, quindi l'ho visto poco, era difficile giudicarlo. In questo momento Politano sta garantendo una fase difensiva straordinaria e mi sembra anche vivace in attacco, è andato vicino al gol anche oggi. Il Napoli è più cinico, alle prime 2 occasioni gol ha segnato, ed è giustissimo Francesco, e questa è proprio la percentuale realizzativa. Ho preparato gli XG che dopo vedremo. Questa è la novità del Napoli. Il Napoli è storicamente, da Sarri in poi, insomma, sempre XG altissimi e non tanti gol per quello che creavi. Se il Napoli riesce a scavalcare questo dato e quindi creare meno e segnare di più, ragazzi, abbiamo tutto il diritto di sognare, tutto il diritto, perché le grandi squadre fanno così, non creano 500.000 azioni da gol e ne fanno una come era solito fare il Napoli. Se il Napoli fa così, che si sta mentalizzando per essere più deciso sotto porta, più cinico, dice ne arriva la prima, la devo fare subito e poi mi riposo, molto molto bene, molto molto bene. E mi sa che devo ringraziare anche Tore Falanga coi pound. Kim è straordinario comunque, così come Kvara. Anch'essa oggi si è scedato centravanti, Bobotta è intostante, Mario Rui ottimo. Schiattate i like, e su questa richiesta di Tore, che io ringrazio sempre tantissimo, tra l'altro, poi ne parliamo in privato, Tore, non ti preoccupare. Quanti like stiamo? Fatemi sapere. Un saluto dalla Cina, grande Ivan, bellissimo canale, sempre Forza Napoli, grande, grazie mille Ivan. Ciao mio fratello Mario Gessa da Trieste, come internazionale questo canale, che bellissimo. Quanto mi piace Kim e i suoi anticipi per non far ripartire gli avversari, molto bene Aniello. Tutti gli allenatori che perdono contro il Napoli dicono di aver dominato e meritavano di più, ma non è che in Italia non cresciamo anche per questo. Ma i 20 falli a 4 Juric li ha visti?
Poi deve fare lo show, io sinceramente non lo capisco. XG ragazzi, gli XG. Oggi palla a terra, con Osimhen cross più frequenti, Raspadore fa solo che tanta roba, e proprio tatticamente l'hai letta bene. Buonasera, il gol del Torino è stata una sfortuna, cross di Lorenzo, Raspa non va sul primo palo, Politano non ha mandato il pallone fuori e Meretta aveva le mani aperte e un passo indietro. Sì, secondo me Meretta ha un po' di responsabilità lì, la tocca, però si piegano le mani. Credo che quelli bravi dicono il polso duro, no? Quando intosti e riesci poi a deviarla, e questo non è successo. Va bene, non è decisivo, quindi non fa niente. Poi fa un paio di belle parate. Tra una pescata e l'altra mi sono visto la partita grande Napoli. Non parlerei di gerarchie tra Politano e Lozano in virtù anche del discorso dei 60-30 che Spalletti ci ha spiegato bene. Leggo più un ragionamento: sfianco con questo giocatore, colpisco con quell'altro. Poi Zambon stravolge. Sì. È proprio così che Spalletti ce la sta spiegando e tentando di spiegare anche ai suoi giocatori. Ricordiamo sempre che tutte le conferenze del mister sono anche dei messaggi che lancia ai giocatori, non solo a noi tifosi, non solo ai giornalisti. Quindi quando dice queste cose Spalletti tenta di tenere buoni quelli che sono i panchinari, che lui non vuole chiamare panchinari, non vuole parlare ballottaggio, e dice: io quello più bravo me lo tengo per dopo, perché dopo che ho sfiancato, proprio come ha spiegato bene Roberto, quello che poi entra può essere decisivo perché si trova un avversario di fronte più stanco. E ragazzi, questo è un discorso logico, tranquillissimo, se i ragazzi lo capiscono non c'è problema. Non tutti però, questo mi permetto di aggiungere, riescono ad incidere nei minuti finali. Ricordiamo che i minuti finali sono minuti in cui si gioca sempre di meno, perché ti fanno poi il fallo sistematico, perché te la buttano in fallo laterale, perché la gente è in affanno e anche gli avversari sono in affanno, quindi sei un po' meno lucido. Non tutti possono poi impattare benissimo negli ultimi 30, però dipende dalla partita. Polli piano, che poi sempre Polli è, quindi salutatela e ditemi i like, perché Polli se li merita anche da Polli piano. E che Napoli. Buonasera fuori onda, bella partita Paperella di Meret, ricordiamocela, ce la ricordiamo sicuramente. Intanto l'Inter gioca a pallavolo non lo so. Il gol del Torino è stato casuale, primo tempo da grande squadra europeoide. Sì, primo tempo, ma basta vedere la reaction, ragazzi. Io nel primo tempo ero soddisfattissimo, ero contento che il Napoli segnava alla prima occasione, che a un certo punto abbiamo lasciato per un minutino la palla al Torino, che se la passavano, noi stavamo là, non dovevamo fare niente e stavamo in una tranquillità. Io ho avuto una tranquillità che di solito non ho mai durante le partite del Napoli. Il Torino non mi ha mai dato l'impressione di essere poi pericolosissimo, che ci poteva far male, eccetera, eccetera. Nel secondo tempo un po' ti senti più forte, quindi c'è l'unico pericolo presunzione che ci può stare. Un pochino ti vuoi risparmiare magari per l'Ajax, un pochino il Torino non riesce a fare più di tanto e quindi ti porti a casa, te lo fai passare il secondo tempo senza grandi patè d'animo, da tifoso, che tu stai là, non vuoi vedere Sanabria nemmeno arrivarci vicino al palo, non vuoi vedere Vlasic fare dei tentativi di dribbling e di cross, vuoi vedere un Napoli che domina per tutto il tempo, ma è anche impossibile. Quindi mi state calmando già, perché stavo tutto, voglio essere severo, sono severo, ma non è che uno si può lamentare. I like non c'è. Giuseppe, questo è un tema a me carissimo, è un tema che è caro probabilmente a me, probabilmente a te e forse a nessun altro. È chiaro che la priorità è la squadra, è chiaro che se Spalletti ha trovato degli equilibri se li mantiene, delle gerarchie se le mantiene, eccetera eccetera. Elmas secondo me è uno di quelli che se lo metti negli ultimi minuti secondo me può impattare di meno, perché poi vuole fare la giocata che è bella da vedere e quindi poi così. A me non è dispiaciuto oggi l'ingresso né di Elmas né di Lozano, mi sono piaciuti entrambi. Ndombele forse leggermente meno, però vi ripeto, mi è sembrato un Napoli sulle punte che giocava senza così. Poi Elmas mi è piaciuto di più in difesa, mi è piaciuto di più quando ha fatto quel recupero e su quella scivolata la fa carambolare su Carambò, non mi ricordo se Carambò si chiama, carambolare su Carambò, non l'ho fatto apposta, e quindi non era neanche calcio d'angolo. Mi è piaciuto più lì che non in attacco, pensate un po'.
Pensate un po'. Kim che difende di Tacco, sì, Luigi, ne ho parlato, penso che sia uscita nella reaction una cosa alla Koulibaly, ci ha fatto vedere una cosa alla Koulibaly. Alla Koulibaly, si può dire, abbiamo delle referenze, si può dire. Ti ho nominato su Radio Kiss Italia scrivendo, come dici sempre tu, bisogna godersi il percorso. Brava Angela, grazie mille Angela. Anche io meno ansia del solito, ma sono 20 sigarette. Quando andiamo ad Amsterdam attenti a controllare Mario Rui, che se no lo ritroviamo in qualche coffee shop. Mario Rui, il nuovo Jack Sparrow. È una mia impressione, Mario Rui sta giocando ancora meglio dello scorso anno, per cui quest'anno sa che c'è qualcuno... Luis, senza alcun dubbio. Io poi non lo so se è una cosa... consapevole, ti impegni di più perché sai di avere un sostituto che può essere alla tua altezza, non lo so, però io questa la leggo, questa tua considerazione che è giusta, sta giocando benissimo Mario Rui, come l'anno scorso se non di più. Sarebbe stato il non plus ultra dare una alternativa anche a Di Lorenzo per fargli dare quel di più. Poi Di Lorenzo sta facendo il lavorone da capitano, io lo capisco e non lo voglio così, però se poi andate a rivedere tutte le azioni del Torino, ancora una volta, severissimo, Valerio Fluido, vengono tutte dalla zona di Lorenzo che in difesa sta un po' soffrendo. Non si riposerà mai. Io lo capisco, Spalletti, lo capisco, è difficile toglierlo, è capitano, è affidabile, c'ha una corsa, è Callecon, però anche lui può essere umano e se poi le prendiamo da quella parte è un peccato. Oggi c'era Zedabka in panchina, come difensore, come si dice, convocato come difensore, e quindi Zanoli, ma. Buonasera, voglio lasciate like, iscrivetevi al canale. Dai tempi di Mazzarri forse il Napoli più emotivamente coinvolgente dell'era ADL, non avvertivo la stessa alchimia, forza Napoli, sempre aggiungo io. Il Torino ha giocato meglio del Napoli, togliete il vino a zio Juric. Allora, non ho capito. E sempre, vedi? Sono sempre io Polli Piano, avevo dimenticato di switchare, ma va benissimo. Buonasera Polli, buonasera a tutti. Zitto, ancora 5 gol in campionato, zitto. Kim ha detto, gioco in un club da sogno. Bellissimo, ci servivano queste tipo di dichiarazioni dopo tutti quei rumors del Manchester United eccetera. Non è il primo a dirlo, non è il primo che lo dice e poi magari se ne va, non è il primo che magari ci stanno alcuni che non lo dicono e restano, ci può stare qualcuno che lo dice e resta e vuole restare, cambia poco ma ci fa piacere. Comunque il Torino è una squadra aggressiva, magari la tattica era proprio questa, aspettarsi la sfuriata nel secondo tempo cercando di infilarli. Più che altro Gregorio, secondo me Spalletti ha capito che nel primo tempo non ti mantieni, cerchi di metterla in cassaforte e con i giocatori migliori che hai e poi dopo ti rilassi rispetto alla partita con il Lecce o con lo Spezia, dove abbiamo fatto un pochino il contrario, sai, mantenerti un pochino il primo tempo e poi nel secondo la risolvi. Non lo so Antonio, non lo so, è proprio difficile, è uno dei temi. Ho visto Simeone sottotono, cosa ne pensi? Simeone è entrato al 61esimo, ha cercato di legare il gioco, non mi è sembrato informissima, non lo so se era proprio la partita per lui, non so quanto sia stato servito in realtà. E allora ne vuoi parlare? E se ne vuoi parlare, parliamone, carissimo Peppe, eccolo qua, lo faccio vedere per sfizio, il famoso sfizio di caspita, eccolo qua. Napoli 3, Torino 1, il Napoli crea 1,18, quindi non tantissimo, con 1,18 di solito fai un gol, se ne fai 2 sei già bravo, ne hai fatti 3, guardate le stelline azzurre in questa zona qua, queste stelline azzurre, queste sono le occasioni per il Napoli, vedete questa stellina più grande è quella di Zambò, è più grande perché Zambò era molto vicino al portiere e quindi è da considerare un'azione dove è più facile che fai gol. Le stelline di Zambò, sempre quella là, così, il colpo di testa un po' più piccola, quella di Kvaratskhelia, anche per la presenza di tanti avversari intorno, è piccola, quindi
Gol non facili da fare, il Napoli l'ha fatto. Il Torino ha creato 0,74, non ha creato tutte queste cose. Ci sono parecchi pallini, ma pallini piccolissimi, pallini rimpallati, pallini di azioni che poi Meretta ha controllato bene, una parata bassa su Sanabria, eccetera eccetera, un tiro che era da fuori dove fa la bella parata, ma insomma Juric, io direi di calmarsi, direi di lavorare di più sulla tattica, meno falli, un po' più di gioco, perché i giocatori ce li hai, però io ho visto cose brutte. A me Elmas non piace, non convince, si può dire, sono pronto a cambiare idea, è ancora giovane, ma da 4 anni a Napoli ancora non mi ha rubato il cuore. Jacopo, tutto si può dire, figuriamoci. Però io, quello che dico, a me invece piace e convince, vedi, sono al contrario. Quello che secondo me non ti può far rubare il cuore è che non parte quasi mai da titolare in una zona del campo, e quindi quando deve essere sempre jolly si deve adattare, si deve arrabattare, e quindi è difficile che poi tu gli dai il ruolo, lo vedi una volta, lo vedi due volte, come Zielinski, no? Capisci che quella zona del campo lui può essere decisivo, lo fa, cresce e poi ne vedi i frutti. E Elmas una volta lo metti a sinistra esterno, una volta lo metti mezzalo, una volta lo metti sotto punta, spesso se lo sei ritrovato a destra, e qua un paio di volte ce lo siamo trovati anche terzino. Tanta disponibilità, però è chiaro che è difficile anche incidere con questo ruolo di super jolly. Il super sub viene chiamato super sub. Zanoli. Ma infatti sono stupito. Non lo so. Guarda, Tomotomo cacchio ne infila di gol. Sì, ha fatto solo quello, perché ha fatto un paio di scorribande, ma Juric doveva essere espulso pure dall'intervista post partita. Ndombele come fa a essere così forte e così scarso contemporaneamente? Leda. E questo è proprio se è così come la vedi tu, è proprio da analizzare come momento fisico, cioè il recupero, devi essere non è in forma. Quindi quando non sei in forma fai vedere delle cose che hai tecnicamente che puoi fare, però poi il cervello ti dice una cosa e le gambe ne fa un'altra, e quindi è proprio questo, deve entrare in forma. Leggero turnover con l'Ajax, io me lo aspetto, amico mio, anche perché dopo l'Ajax chi ci sta? La Cremonese? Che anche là puoi pensare di mettere qualche seconda linea, ma Spalletti ce l'ha detto proprio, a meno che non ci abbia mentito, ha detto che voleva cambiare poco contro il Torino e qualcosa cambierà con l'Ajax. Rui Patricio, ma che combini? Che bagno Rui Patricio, secondo me, mamma mia, l'ho detto, secondo me è un portiere ipervalutato. La stellina del primo gol è piccolissima. Ndombele va menzionato, è entrato al posto di Zielo, ha recuperato non so quanti palloni. Fabian Chi 1-0 Di Marco? Lo tengo io quando calcio. Non lo so, Fabio, la devo rivedere la partita di Ndombele. A me tutti questi palloni recuperati, poi ci saranno le statistiche che mi smentiranno. A me non mi ha mai impressionato, sinceramente. Al posto di Zielo va benissimo, nel senso che è una mezzala che con meno compiti difensivi, più propenso ad offendere, va benissimo. Secondo me è proprio il ruolo suo. Io per questo volevo vedere Demme al posto di Anghissà oggi, per vedere se può fare Demme anche la mezzala destra, un po' più di contenimento, con caratteristiche diverse, però lì. E quindi avere Ndombele al posto di Zielinski e Demme al posto di Anghissà delle volte, perché non puoi togliere lo Botka mai. Poi Demme può andare anche centrale, ovviamente. Allora, comunque Simeone ha accettato di venire a Napoli, accettando di essere il vice Osimhen e non pure quello di Raspadori. Occhio, è giusto come considerazione. Dobbiamo sperare ragazzi che ci siano discorsi nello spogliatoio che i ragazzi condividano. Dobbiamo sperare che insomma i nuovi leader sappiano tenere buoni quelli che magari possono avere un po' di insofferenza. Servirà leader di Spalletti, servirà tanto lavoro psicologico per mantenere tutti intatti, e secondo me lo sono in questo momento. Finché si vince siamo tutti contenti, tifosi e secondo me anche giocatori.
quando poi magari dovesse scricchiolare il risultato, allora lì dice oi, dovevo giocare io, ognuno pensa poi di poter essere decisivo. Ma va bene, like giusto a posto. Oggi abbiamo giocato come Anghissà quando sta in pantofole, ma a tempi invertiti. Si pensava all'Ajax, comunque va bene così. Il difensore del Torino voleva la maglietta di Kvara e speriamo che gliel'abbia anche data, perché poi la maglietta di Kvara varrà tanto. Varrà tanto. Non dimenticate il like per la capolista, please, con i 3 palloni. Quindi dovremmo stare a 300 like. Chiedo troppo? Bellissimo Spalletti quando si è incazzato con Kvara dicendovi che deve stare a 10 metri dall'arbitro. Ah, andiamo proprio nella scazzetta, come siete precisi. Insisto sul problema di Lorenzo che deve dare spazio a Zanoli nelle prossime partite. Antonio, sono con te, ma è impossibile. Non credo che Di Lorenzo esordirà in Champions League, che Zanoli esordirà in Champions League per fare fiatare Di Lorenzo. Non credo che il capitano si sieda in panchina in Champions League. Se poi nemmeno con la Cremonese vediamo Zanoli, io chiamo, cioè, tiro il freno, sapete il freno dei treni, quello là d'emergenza, e chiediamo un'intervista a Spalletti e qualcuno glielo dica, perché poi non è possibile. A quel punto non è possibile. Ad oggi il Napoli ha una media di 2 XG e di 0,93 XGA, meglio solo la Roma con 2,5 e di 0,68 XGA. Vedi? Poi alla fine questi due dati si possono unire. Vediamo che la Roma, che in questo momento, fatemi vedere perché poi non lo so, Di Marco, ma la Roma sbaglio o sta giocando con il falso 9 anche loro? Perché Pellegrini, Zaniolo, Dybala senza Abraham. Eh sì, Jacopo, perché tu sei attento, quindi non mi devo neanche ripetere. Io mi ripeto per gli amici nuovi. Buongiorno Alessio, belli e soprattutto bellissime, della capolista. Ancora un po' di confusione, sono d'accordo. Torino fallosissimo e prima munizione a 70 minuti, non ci siamo, sono d'accordissimo. Preghiamo per Demme gioca domenica a Cremona sicuro al 100%. Ecco, vedi Fabio, sono d'accordo con te, mi vorrei giocare Demme titolare e mi vorrei giocare Zanoli titolare, vediamo. Poi però non li puoi chiamare tutti, perché altrimenti metti in difficoltà sia Demme che Zanoli se ne cambi troppo intorno. Capite qual è poi quell'equilibrio che si deve trovare? Vediamo. Simeone ha un sorriso a 56 denti, è contento e questo è importante. Come vedremo dalle tabelle di Peppe Di Palma, che sta facendo un lavoro di recupero dati straordinario anche lui. L'arpeggio iniziale della sigla da dove viene? Carissimo Antonio, ma quanto sei, veramente siete bellini che notate delle cose che non tutti fanno. È un mio arpeggio, mi sono messo lì con la mia chitarrina elettrica con dei delay e con le cose, un'idea mia che poi non si è mai sviluppata in una canzone, e ho detto ma perché perderla, mettiamola. Non è uno dei soliti intro musicali prestabiliti da YouTube oppure, capito, di default eccetera eccetera. Ho messo una cosa mia, ma che bello che me lo fai dire, perché se no è bellissimo. C'è dato che in panchina un mistero che nessuno gli chiederà, ma non lo sappiamo. Spalletti secondo me ha preso l'idea di far stare vicino all'arbitro Kvara dall'ultima intervista di Bruno Fernandes. Devo approfondire questa cosa, Francesco, secondo me mi potrei aiutare poi su Instagram. Nel replay del primo piano, in primo piano del gol del Torino, si vedono le mani di Meret piegarsi, esatto. È stata solo la mia impressione, non è normale, avrebbe potuto fare di più, la vedo esattamente così. Abbiamo parlato a inizio live di polso più duro, e quindi quando il polso è duro non si piegano le mani. Quindi un po' di, sai, a volte tu devi andare incontro a pallone. Non sono portiere, non voglio dire stupidaggini, non ho proprio idea. Scusate, ma tanto che è scarso l'Ajax che dobbiamo fare turnover? È giusto, G-Call. Poi si va in Europa e le prendi solo alle orecchie, eccetera, eccetera. Questo, guardiamoci nell'anima, questo è poi il problema, no, nell'anima è qua. Questo potrebbe essere il problema del Napoli. Lo dico prima, la paura mia. Il problema è che poi ti vedi troppo bello, ti senti con un po' più di presunzione, ci vai un po' più morbido e rischi, perché poi in Europa rischi di più. Secondo me in Serie A non rischi niente. Non lo voglio dire. Dem e Zanoli sono gli unici calciatori di movimento con ancora 0 minuti. E che mazzo l'Inter?
Intermazzo, ma che è? Ma che sta succedendo? Lozano era in palla, quel pallone alla Totti sembra alla Totti, lo sai che l'hai detta proprio bene, perché è una sorta di pallonetto dalla distanza, era un po' centrale, che ha permesso la bella parata a Milinkovic-Savic, ma non c'è il gol della Roma. Poi Dybala 1-1 della Roma. Io li affosserò quelli dell'Inter, ve lo dico io. Che bello se finisse così. L'ho detto. Golasso. Basta, tutti gli anni dico questa è la volta buona, quest'anno è meglio che Taccio. Enrico, facciamo al contrario proprio. Sai, esci tu, entro io. Lo sto dicendo io che deve essere... Non dico che è la volta buona, però dico che il Napoli deve veramente crederci. Se i giocatori veramente ci credono e danno il 150%, secondo me... se poi non succedono schifezze arbitrali, perché comunque teniamole sempre presente che il Napoli è una squadra del sud. Non dimentichiamocelo per favore, perché sennò poi ci rimaniamo male. Piangi sempre. Ma è la verità! È la verità! È la storia del calcio, la gioia, la joia. 1-1, sì, sto un po' indietro con i messaggi, ma io vi voglio bene e recupero tutto. È un ubriaco. Mi ha fatto molto ridere, Lizard. Si vede che ha doti tecniche e fisiche incredibili, nel senso che è ubriacante, lui stesso si ubriaca con le vite, è un po' troppo confuso. Giorgio Mail. Se fai domande tecnico-tattiche a Spalletti ti risponde veramente in maniera esaustiva. Quando invece gli fanno quelle domande stupide va in paranoia e comincia con le cose del Vesuvio, della filosofia, il sapore della vita, della pizza vesuviana. E lui è capace, Spalletti è un uomo capace che ti sa dire delle cose anche se non gliele chiedi, se si è preparato una cosa che vuole far arrivare a tifosi, stampa e giocatori te la dice. Però questa è bella sta cosa, perché noi abbiamo visto, quando poi si parlava di Spalletti, ci siamo documentati, abbiamo visto vecchie interviste, abbiamo visto degli speciali dove lui parla di tattica, dove lui parla di Sarri. Spalletti piace parlare di tattica, quella è la sua passione. E abbiamo sta fortuna di uno che poi non si nasconde nemmeno, ed è chiaro che è più facile che si apra nei post partita che nei pre, perché poi non vuoi dire, robognare a tutti, c'ho questa idea contro Juric, perché magari lui trova le contromosse, però approfittiamone nel post partita, che possiamo crescere tutti come ambiente. Ma quindi Dybala se lo fai giocare più vicino alla porta segna? È cortomuso, 10 minuti all'anno a brucare. Ma se invece di dire la volta buona possiamo dire la buona volta, hai ragione, bellissimo, come sei geniale, Fabio. Contro l'Ajax chi vedi meglio, Simeone o Raspadori o addirittura entrambi lo escluderei per l'idea che Spalletti ci sta sempre confermando dall'anno scorso, che quando poi non hai un'alternativa in panchina non li mette tutti e due, capitava spesso. Quando c'era infortunato Osimhen non vedevi mai Petagna per esempio e Mertens insieme, insomma questo per avere la cosa così insieme non credo. Simeone, per un'alternanza logica anche di stanchezza, io vedrei Simeone. Non conosco bene le caratteristiche dell'Ajax, quindi non ti so dire, però Simeone ha dimostrato di galleggiare su una linea alta. Se l'Ajax ha la linea alta e lavorano di squadra invece che lavorare uomo contro uomo, potrebbe essere una buona idea. Simeone si è addentrato in spiegazioni tattiche folli, ragazzi. Allora non vedo devo chiudere la live e mi devo andare a vedere questa intervista. Grande Giorgio. Qualcosa sul mercato va fatto, anche se praticamente non ha sostituto. Idem Dilo e Kvara. È inutile girarci intorno, ma Spalletti non si fida abbastanza né di Zerbino né di Zanoli. Che poi Zerbino sì, lui lo mette pure dentro, però sì, di Zanoli non lo utilizza, è chiaro. Zerbino è stata anche una sorpresa per me, l'utilizzo nelle varie zone del campo, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta lo metti a posto un centrocampista e lo avanzi e abbassi Hermes. C'ha delle idee su Zerbino, su come utilizzarlo. Però è chiaro, Anghissà non ce l'ha, ma perché è troppo forte, e tu gli puoi mettere un Dombele al posto di Anghissà, ma ha caratteristiche diverse. Gli puoi mettere Dem, ma ha caratteristiche diverse.
non lo trovi il sostituto di Anghissà, come fondamentalmente non trovi il sostituto di Lobotka. Ci puoi mettere te, non è la stessa cosa, ti devi un po' adattare. 150 like, ben fatto, possiamo salire a 200. Kvara quando fa i fatti e niente più. Che bello. Che bello. Kvara Leao, Luca, non so se tu sei uno dei nostri o sei uno dei loro, magari non lo, o sei un tifoso in generale del calcio che non segui né Napoli né il Milan, o magari uno, non lo so. Per me Kvara è più giovane anche di Leao, non so Leao quanti anni abbia, però Leao ha fatto già il suo percorso di adattamento al campionato italiano. Leao ci ha messo più tempo per diventare Leao. Kvara ci sta dimostrando di essere già Kvara da subito. Quindi in questo momento io ti rispondo Kvara, non da tifoso del Napoli innamorato di Kvara, ma in generale l'impatto che ha avuto Kvara subito sul campionato italiano è stato devastante, bisogna dirlo tranquillamente. Leao ha capacità tecniche sicuramente impressionanti, c'ha dribbling, c'ha realizzazione e tutto, ha dimostrato in passato un po' di indolenza che Kvara non ha. Kvara non è indolente, Kvara lotta sui palloni, poi magari fa un po' meno la fase difensiva, ma non è che Leao la faccia la fase difensiva, quindi tendo verso il Giorgiano. Liverpool-Brighton 3-3. Victor come sta? Si parlava di Cremonese. Come sta giocando Inter-Roma ve lo devono dire Arsène Lupin, te lo devono dire gli amici bellini, perché ovviamente io non posso guardare. Di Zielo ne vogliamo parlare, ma io ne parlo volentieri tutte le volte. Zielinski è il calcio proprio nella sua forma più estetica, più bella. È proprio la qualità della corsa, la qualità di calcio, la qualità di stop, di sterzata, la testa alta. A me Zielinski fa impazzire e sta performando, non sta sparendo dalla partita, si trova lo spazio dove se lo deve trovare. Mi sta piacendo proprio tanto. Allora, volano tutti i messaggi. O puoi dire, Jacopo, come no, manca anche a me. Napoletano, Luca, vabbè, allora sì, io propendo per Kvara, te l'ho detto anche senza sapere. 30 like piccoli, ce le amiamo? 30 like, un like per gol, cioè 10 like a gol. Partita francamente brutta, penso ti riferisca a Inter-Roma. Zielinski super assist per Kvara. Al momento Leao è l'unico vero fuoriclasse della Serie A, ma sempre secondo me. Finalmente mi sono visto un'intervista a Spalletti senza l'ansia che stesse per sclerare da un momento all'altro. Mi ha veramente affascinato ascoltarlo. Che bello, ragazzi, me lo state dicendo tutti questa cosa. Allora mi diverterò tantissimo. Mi metto in macchina, vado verso il lavoro e magari faccio guidare il mio batterista e mi godo le parole di Spalletti, perché evidentemente c'è tanto da divertirsi e domani è capace che scattano 2 video, non lo so, vediamo un pochino. Improvvisamente invecchiato oppure una mia impressione? Gregorio, penso lo sai che l'ho notato anche io, che sono bellissimi gli amici bellini così. Fisicamente lo vedi un po', perché lui è sempre stato super magro, super in forma, eccetera, eccetera. Fisicamente mi sembra un po' provato. Ricordiamo che però ha avuto un brutto incidente stradale e quindi le stampelle, cioè scommato in testa, eccetera, eccetera. Sta recuperando, quindi è un po' provato fisicamente, no? Che è invecchiato improvvisamente. Però l'ho notato anche io. Un po' meno in forma, sai, alla Spalletti, quello che si mangia la bistecca tutti i giorni nella sua tenuta, eccetera, eccetera. Guido ci raggiunge a breve, a brevissimo, sì, Francesco. Un Dombele titolare contro l'Ajax lo possiamo vedere? Si può auspicare, magari fai riposare uno Zielinski. Io Anghissà non lo posso fare riposare, non lo posso fare riposare perché poi vado in difficoltà. Sta prendendo questa fisionomia il Napoli con Anghissà che si inserisce anche senza palla e diventa importantissimo. Un Anghissà che in Serie A fa la differenza. È bellissima sta cosa. Facciamo un carico di limoni e portiamoli al nord. Io poi non si fa pubblicità.
Amo l'acqua al limone. L'hai visto l'abbraccio tra il nostro capitano e Quicia? È stato bellissimo. Giovanni se l'è tirato proprio. Giovanni sta facendo il capitano proprio a tutto tondo. L'abbraccio pure con Anghissà è bellissimo. Un lavorone per Di Lorenzo. Il sostituto di Zambò poteva essere Tameze. Adoro Tameze. Ovviamente con le dovute proporzioni. Zerbin mai, però dal primo minuto è giusto. Oggi Ndombele era confuso, ma come Elmas entrare in partita in corso è complicatissimo. Sono d'accordo, sono considerazioni giuste. L'Ajax gioca oggi alle 20. Curioso di vedere chi gioca e chi ruota. Peppe, ma io ti do... Che ore so? Perché poi tu magari ti vuoi vedere la partita, perché poi chi gioca alle 20? Perché poi gioca Empoli-Milan. Ma io direi Empoli-Milan 2 fisso, finisce 3-0 per il Milan, non te la vedere e vediti l'Ajax e poi riporta. Che non tengo tempo, ma mi farebbe piacere. Anche sa che si inserisce alla Elmas. Sì, è proprio così, con più fisicità. Con l'Ajax bisognerebbe far giocare Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, anche Lobotka, Elmas, Lozano, Simeone e Kvara. Mi piace molto. In questo momento credo nell'idea di Spalletti ci sia più un Ndombele che Elmas. Elmas lo sta mettendo un pochino più al posto di Kvara, perché in questo momento bisogna capire il vice Kvara chi è, che alle volte può essere Zerbin, alle volte può essere Elmas, alle volte potrebbe andare Lozano da quella parte con Politano in campo, però è una squadra di tutto rispetto quella che hai messo in campo, comandi. Sia col Milan che con oggi partite abbastanza sotto ritmo, ok, ci sono gli avversari e si è vinto, ma può essere un segnaluccio? Vale, però devi recuperare l'intervista a show a DAZN e non la conferenza. Sì, farò un recupero generale, credo, vista quanto è stata interessante, credo che la posteranno su YouTube. Poi voi siete bravissimi, io non devo fare niente, mi arriverà il link direttamente su Telegram. Sono troppo fortunato. Con la Champions alle porte, una grande squadra fa questo: mezz'ora, chiude la partita e poi amministra. Antonio, sono d'accordissimo, non so se è stato fatto consapevolmente, volontariamente. Alle volte tu c'hai quella sensazione che si stanno mantenendo. Non lo so se si può fare apposta, se l'adrenalina, perché poi non ho mai giocato in Serie A, non lo so se l'adrenalina poi comunque continua a scorrere in quel momento. Tu pensi anche a te stesso, pensi a impressionare il pubblico, pensi a impressionare l'allenatore, non lo so se si fa di proposito, però bene che si sia fatto. Intendiamoci, io da tifoso soffro sempre, voglio 4-0, non voglio subire gol, voglio 4-0, 5-0, il dominio assoluto, eccetera, eccetera. Non si può avere sempre, e sono esseri umani, e siamo d'accordissimo. Se si è fatto volontariamente e ti sei reso conto, ecco, se ti sei reso conto che il Torino proprio non poteva rientrare in partita, a me va bene così, ti sei mantenuto, speriamo che questo mantenersi poi si traduce in un'ottima partita contro l'Ajax e poi se ne parla, perché in questo momento Spalletti avrà un compito importantissimo di gestione delle forze e dei minuti. Ecco perché voi, guardiamoci nell'anima, il Napoli vince, il Napoli è primo in classifica e gli amici bellini vengono da me a dire ma Zanoli non gioca, ma Demme... Perché andate oltre, perché siete bravissimi, perché siete stufi di una narrativa che poi allora scudetto non serve a niente dire quella cosa là, serve, ma si può arrivare fino alla fine. Napoli-Verona, noi ce la ricordiamo ancora che c'era un Di Lorenzo esausto che non raggiungeva i palloni di Fabio, un Insigne che non riusciva più a muoversi. Non arrivare mai più a quelle cose là, che poi arrivi alla partita decisiva e vieni me. No, siete troppo forti. Mi sa che devo ringraziare Luca. Ecco, Zielinski è elegantissimo, a volte sembra Platini. Bello Luca, sì, è proprio l'estetica, no? La bellezza del calcio è anche questo. Ne parlavamo con gli amici, io dico sempre Skriniar è uno di quelli molto efficaci, è arrivato poi insomma il Paris Saint-Germain lo voleva pagare chissà quanto, però è bruttino da vedere tutto storto. Lo stesso Holland è bruttino da vedere. Mazzocchi, che adesso tutti parlano di Mazzocchi, è tutto storto. La bellezza poi del giocatore, io ci tengo all'estetica del calcio, perché poi è un gioco, tu devi vedere anche delle belle giocate. OT,
Grazie Luca, grazie Luca G, ma ho notato solo io che Spalletti ha misurato poche panze. Vedi il discorso che facevamo? Sono sicurissimo che è un problema di post infortunio, di post incidente, e quindi è un po' provato, e magari nella sua routine di esercizi, che sicuramente farà, perché se no non ti mantieni così in forma a quell'età, probabilmente sta un po' soffrendo questa cosa qua. Non siamo, non siamo fortunati, gli allenatori del Napoli non sono fortunati. Ricordate quel subisso di guai che subì Gattuso? Subisso si può dire, lo diceva Edoardo, un subisso di guai. Gattuso, ma pure Spalletti, non siamo fortunati. Partita sontuosa di Bobotta. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Voglio una persona, 180 persone online contemporaneamente. Una ci sarà che non è iscritto. Ti voglio qua. Non parlo più, guarda. Iscriviti al canale, parlo proprio con te. E ti paro meglio di come doveva parare Meret. Vai, iscriviti. Aspetto. Sono sicuro che ce n'è uno. Non parlo più. C'è Giulia. Aspetta. No, qualcuno si deve iscrivere. Non ci credo. E tu che lo chiamavo? Giulia, spiegati meglio. No, non vi scrivevo. E tu che lo chiamavi Bobotta? Ma quello Bobotta era. e mica non lo è. E lo è rimasto. Dove sta? Forse lo posso anche recuperare. Eccolo qua. Ah! Guardate, proprio in onore di Lobotka, che poi devo togliere ecco qua. Boom. Guardate che carino. Secondo voi io facevo tutto questo se poi non credevo in Bobotta? Dai. Lo so Giulia che tu sei iscritto, so, tu sei della primissima ora. Sei della primissima ora. Arsene lezioni di tattica come difficilmente la fanno di solito gli avversari. Ci vedo una bella zizzona di battipaglia in quella mano. Qua, una bella mozzarella bellissima, ma non si scrivono e non fa niente. Vabbè, l'urcate, non fa niente. Meret un paio di disimpegni errati e insicuri li ha fatti. Sì, Aniello, secondo me c'è stata proprio la richiesta di Spalletti. Dice, adesso tu sei il titolare inamovibile, non ti preoccupare, se sbagli un paio di palloni comunque non è che metto Sirigu e perdi il posto. Questi sono i tuoi compiti oggi, e secondo me oggi nello specifico Meret ha avuto il compito di non buttare il pallone, perché se butti il pallone alto, sì, una volta il Napoli ha attaccato bene la seconda palla, però Spalletti ci dice, noi dobbiamo seguire la logica di Spalletti, poi possiamo essere d'accordi o meno. Se Spalletti dice nelle seconde palle il Napoli deve ancora migliorare, non facciamo del nostro meglio, allora lui vuole evitare questi duelli per aria, la palla di nessuno, quindi un Meret che rilancia lungo, i loro difensori che la prendono di testa e poi bisogna fare la lotta, evitare quello perché pensa che il Napoli non sia troppo a suo agio con questa cosa qua. Allora cosa si chiede? Si chiede a Meret di fare passaggi rasoterra a un compagno ben definito. Ti prendi anche un rischio e magari qualche errore lo fai. Io ho dovuto richiamare il ma perché si è visto. Però quando poi funziona hai visto che li hai messi in difficoltà con Raspadori che veniva incontro, eccetera, eccetera. Qualche rischio la grande squadra se la deve pure prendere, e quindi va bene. Pure Aglietti era tutto assurdo, ma siamo ritornati ad Aglietti. Bellissimo. Una statua al Lobo e a chissà, vorrei aprire una raccolta fondi. Carla, sono con te, andrebbero messi tutti e due a Piazza Garibaldi al posto di Garibaldi. Like depositato e si torna al lavoro e si recupera la live. Grazie Salvio. A dopo, quando mi rivedi dopo ti risaluto in così. Su 16 1 contro 1 ne ha vinti 10, poi si è preso anche un sacco di falli. Stasera su uno c'è un matrimonio, c'è ancora gente che pensa di sposare. Eccolo qua, Massimo Paradiso, vedi? Bravo. E ancora sta scritto Caffè Napoli 1926 come i vecchi amici. Io devo aggiustare queste cose, mi devo scrivere queste cose qua, aggiustare il pallone, e sono i retaggi del passato. Va benissimo. -6, datemi like. Massimo Paradiso, dammi like. Alessandro Fiore, per esempio, il Napoli ci deve spiegare la mano fasciata
di Anghissà, pure chi? Me mi pare che è ancora fasciato. Ma io voglio andare ad Amsterdam, che sono 3 ore di auto, ma mi cago sotto i tifosi olandesi, mo vedo. Massimo, sì, sei riuscito a fare, perché poi il fatto dei biglietti, io ho letto, intraletto, ho sentito di grandi difficoltà, colpa più dell'Ajax, se non ho capito male. Ticket One ha spiegato che non era colpa del Napoli, non lo so, non mi sono informato. Facci sapere. Come dicevi tu, il punto forte del Napoli è il centrocampo, però penso ci vogliono buoni sostituti in mediana, solo ansia quando Zabbo e Bobotta mancano, come per Mario Rui l'anno scorso. Sì, sì, perché lì poi si sono creati degli equilibri perfetti. Lobotka regia, ma anche interdizione, anche fisicamente non lo fermi, eccetera, eccetera. Anche sa che ti dà quello e quello, e Zielinski ti dà quell'eleganza e quella fantasia. Bello proprio. Bello proprio, se avessi ascoltato la telecronaca di Dazzone si sarebbe venuto da rimettere. Dopo che ha segnato il Torino hanno... Fa un po' lo scaramantico anche Spalletti. Alessandro ha detto anche sa che sulla fasciatura ci sono le dediche dei familiari. Ah, cioè praticamente mi stai venendo a dire che è una protezione per i tatuaggi. Cioè ha dei tatuaggi sulle mani che sono dedicati ai familiari e quindi lui se li protegge perché così non si deteriora il tatuaggio. Cioè non si è fatto, perché in effetti sono anni, cioè da quando è arrivato che te ne sta male a fascia. Guarda che Gicol mi stai dicendo una cosa che mi spiega tante cose. Un'altra persona, ora Gicol Coio è una di quelle persone, un'altra persona che ci spiega tante cose è Guido G. Gentile. Buonasera amiche belline o buon pomeriggio a seconda dalle latitudini, buon pomeriggio, buonasera amici bellini, buon pomeriggio ai passanti. È un po' di tempo che non vi salutavo, mia colpa. Col tuo permesso Valerio, vorrei salutare tutti gli esercenti che si occupano di vendita di materassi. Molto specifico, ma sì, ok. È importante dormire bene. È vero, è importantissimo. Tu passi più tempo a letto dormendo che facendo altre cose nella vita. Vai Guido, che partita hai visto? Io sono stato molto sereno, dici le cose belle del Napoli. Per quanto mi riguarda è sempre una opinione, i numeri e le analisi statistiche sono abbastanza netto perché ci tengo che siano quelle e non possono essere contestate, non sono filosofia. L'analisi, infatti anche nel mio lavoro io ho l'umiltà di dire un'analisi sul film, non la recensione, non mi metto su un piedistallo, è una delle possibili interpretazioni, però fatta da un professionista che ci dedica all'interno della sua vita da più di 25 anni. Secondo me oggi si è vinta una partita molto importante, più di quanto possa dire casomai la classifica del Torino in questo momento o degli ultimi anni del Torino. Poi vi ho preparato una sorpresa a fine del mio piccolo intervento. Una partita molto molto importante che non ha offerto nessuna novità, cioè il Torino ci ha affrontato come chiunque, anche se era un attimo dato su Marte e immaginava ci avrebbe affrontato. Il Napoli, come ci aveva anticipato Spalletti, quindi non ha bleffato su nulla, ha affrontato il Torino come doveva affrontare il Torino e come si aspettava che il Torino scendesse al San Paolo. Juric, nonostante il Torino stesse facendo molto bene, pretendeva ancora di più uomo su uomo. Io credo che di più di così si andava nel penale, ora era sequestro di persona o peggio, tanto che ci sono dei bambini mi limito al sequestro di persona. Siamo stati bravi nei primi 30 minuti nella circolazione veloce della palla come aveva preteso Spalletti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo l'avversario e anche i tuoi giocatori. Abbiamo giocato a un tocco e mezzo, spesso nemmeno a 2 tocchi. Interessanti le posizioni di Anghissà e Raspadori, ma generalmente voleva almeno un uomo sulle 2 fasce larghe, perché lui sapeva che toglieva il Torino dai 6 ai 7 giocatori e quindi se eri rapido, e non siamo stati sempre bravissimi comunque nella ripartenza, nella costruzione, nel smistare questa palla, comunque poi avremmo potuto giocare noi 1 contro 1.
Io credo che, una parentesi a parte, Anghissà sia un giocatore imbarazzante. Io non so come questo giocatore giochi in Serie A, e non scherzo. A questo punto, che dire, bravo Giuntoli, che non solo l'anno scorso l'ha preso, ma l'abbiamo acquistato. Non c'entra proprio nulla con la Serie A. Dà proprio l'impressione di giocare al 50% delle sue potenzialità, perché non serve. Con una leggerezza, una serenità, anche quando c'ha gli uomini sul tallone di Achille, cioè questo è impressionante. Proprio questa fisicità che in Serie A fa nettamente la differenza. E il secondo gol è un gol che noi abbiamo visto sbagliare, e non è una critica. Per esempio, tante volte Insigne, che anche oggi è stato crocifisso su alcuni siti. Raga, però Insigne è un soldo di cacio e già faceva un lavoro aerobico incredibile. È una coscia di questi giocatori. Quindi, chiusa questa parentesi, teniamocelo fin quando non si ricorderanno che può giocare tranquillamente in altri campionati, perché mi fa veramente impressione. Sembra un giocatore che non c'entra nulla con la Serie A. Bene che sta nel Napoli. Bene a sbloccarla, andare in vantaggio, non rendere la partita rognosa, ma credo, sono d'accordo con Mario Rui, il 32esimo, il Napoli capiremo se ha smesso di giocare. Io non credo a queste cose. Uno si è risparmiato per queste dietrologie, uno si risparmia, e poi anche quello non puoi staccare nello sport la spina, perché non la riaccendi, cosa che non è successo. Se quell'incornata a fine del primo tempo va nell'angolino, come il nostro gol, diventa una partita veramente ostica. È vero che il Torino è la squadra che ha preso tutto questo oratori, gol negli ultimi 15 minuti, oggi non li ha presi, proprio si è smesso di giocare. Speriamo che sia una parentesi, perché proprio nel secondo tempo non abbiamo elementi interessanti di tattica, tranne finalmente dei cambi non ritardatissimi, almeno al 62esimo, e più tardi sarebbe stato un delitto. Però Napoli ha rischiato poco, nel senso 2 parate per lo spettacolo, per il pubblico pagante, e anche oggi era un bello spettacolo gli spalti del San Paolo. Ma anche noi non è che siamo andati vicinissimi al gol, più nel primo tempo, no? Soprattutto. Di nuovo abbiamo questa impressione che siamo oggi neanche poco incisivi, ma poco vogliosi di chiudere definitivamente la partita, ed è un campionato, parte la Juve e l'Atalanta, che dobbiamo vedere nelle prossime giornate, che ci sta dicendo dove le squadre prendono un po' più gol rispetto all'andamento degli altri anni, e quindi è ancora più importante avere una percentuale realizzativa in attacco estremamente incisiva. Poi può darsi che ci si assestiamo, cioè pensate che l'Inter, e questo è un dato, chiudo, nettamente a sfavore dell'Inter, ha già preso 12 gol negli ultime 5 stagioni. L'Inter ha preso 30, 33, 36, 35 e 32 gol, cioè in un quinto nemmeno del campionato, sì, più o meno un quinto, sì, un po' di più, 5 per 8, 40. L'Inter ha preso un terzo dei gol che ha preso negli ultimi 5 campionati. È chiaro, probabilmente l'Inter è già parecchio indietro nella classifica, però ho detto anche il Napoli ha preso 6 gol, cioè sì, le difese sono meno arcigne di come ce lo dipingono il campionato, e quindi è veramente molto importante essere incisivi in attacco. Sulla partita, secondo me non c'è molto da dire, cioè sono molto bene 32 minuti, 33 minuti, e molto male tutto il resto, non perché dobbiamo essere quelli, poi entrano delle persone, ecco, quelli che vogliono il male a Napoli. Tu analizzi quello che non funziona, che poi, e speriamo che si corregga, perché poi quando le cose vanno male, delle sconfitte, sono questi gli elementi anticipatori che tu dovevi cogliere, studiare, analizzare con freddezza, e che poi ti ritrovi lì. Speriamo appunto che sia anche dovuta alla parentesi delle nazionali, è difficile ritrovare un certo tipo di gamba. Secondo me bene ha fatto Mario Rui a dare una strigliata, perché è molto pericoloso proprio staccare la spina e smettere di giocare. Bene, molto molto bene, questi sono 3 punti pesanti, Valerio. Molto sì, più di quello che, ripeto, dica la classifica del Torino, quindi intanto li mettiamo
da parte e poi vedi, non banale, ma è banale l'analisi di Guido, mi fa piacere. Quindi tu mi dicevi di dichiarazioni di Mario Rui che io recupererò poi stanotte, quindi dichiarazioni da capitano aggiunto, come l'abbiamo visto, insomma. Ma secondo me ha fatto bene già nel primo tempo, perché poi queste cose, per chi lo analizza con serenità, e apro e chiudo un'altra parentesi a qualche nuovo del canale, no? E anche qualche capo a calda che continua. Io tra l'altro non ho avuto tempo di leggere altri commenti, cioè, però te lo dico, vabbè, io non rispondo ai commenti che non sono scritti in italiano, quindi cercate di parlare e scrivere italiano, perché è una forma anche di educazione e rispetto nei confronti di qualunque interlocutore, non solo a quello a cui rivolgete i vostri strali, ma anche chi vi vuole leggere. Secondo me ha fatto bene, dicevo, Mario Rui, perché lui in campo, e ti rispondo, ha sicuramente la percezione, giocando ogni settimana, allenandosi ogni settimana, facendosi la doccia, andando a cena, cioè vivendo i suoi compagni, se una cosa è una cosa o è un'altra. Noi dall'esterno, che non siamo in campo, non siamo a pelo d'erba, possiamo percepire, ma non avere la stessa sensazione e la stessa certezza. Certo, poi su un arco temporale di 5-6 giornate, se tu vedi determinati difetti che si ripetono, a questo punto non puoi dire come si analizza il calcio, e chiudo, ma il Napoli è quello di Napoli-Liverpool, famoso, e quando erano passati 12 giornate tu zoppicavi. Non funziona così, non ti devi prendere la partita migliore, perfetta, è quella, è il metodo di paragone, di giudizio, la cartina di tornasole per la tua valutazione della sua. No, devi prendere un arco temporale. Quindi rimaniamo in attesa, non quelle frasi fatte vigili, 11 finali. Poi oggi non è una finale, cioè quando perdi. Questa è una riflessione che facevo. Vittoria importante, poi lascio spazio a te alle domande, poi ti ho preparato 2 schemetti e una sorpresa. Se perdi diventano 11 finali, se vinci non è una finale. In realtà oggi non è né una finale, né è una partita propedeutica, è una partita molto importante. Molto importante, uno degli elementi, ve lo dico, e poi è perché steccare oggi significava automaticamente buttare all'ortica le partite di Milano. Che incominciava a perdere non di valore, di prestigio, però a perdere di punteggio. Quindi era importante dare un segnale di forza. Continuità e di forza. No. Io poi perciò ti ho preparato una sorpresa. Voglio introdurre un nuovo concetto, visto che poi ci copiano, cioè non di continuità. Poi capirete la sorpresa. Ok. Allora, nel frattempo io sto recuperando un po' di messaggi degli amici Bellini che hanno delle domande per te. Una di queste va al di là della partita. Waynes ti chiede che ne pensi del gesto di Spalletti ieri in conferenza. Mi ha emozionato, uomo di calcio di alto livello, oltre che bravissimo tecnico. Quando parla di tattica, come diverte? Si riferisce ovviamente alla rosa, alle ragazze italiane. Sì, no, sono sul pezzo. Certo. Sinclair, l'allenatore del Golden State, recuperatela su YouTube, no? Tranquillo, non sto svicolando, però dicevo, quanto sono importanti questi uomini quando fanno gli uomini, perché poi noi siamo esseri umani, poi abbiamo la nostra professione. Fece una conferenza stampa durissima in seguito all'ennesimo e troppo atto di violenza perpetrato negli Stati Uniti confronti, in quel caso, di afroamericani, di un pazzoide che è entrato, tra l'altro tutto ripreso e qualcuno dice no, io non risponderò a nessuna domanda, oggi non parlerò di basket, non ha senso parlare, sono stufo. Io voglio capire, a volte sono esempi o non sono esempi, perché dice no, ma non devono essere esempi quelli, perché quando poi un uomo di sport, una donna di sport commette una sciocchezza, un inciampo, ho detto ce ne usciamo, ma in realtà l'esempio deve essere il padre di famiglia, sono d'accordo. Quando è una cosa buona deve essere no, tutto può essere un buon esempio. E quindi ciascuno di noi nel nostro piccolo, alla fila un supermercato, ai pochi
hai tante cose nel carrello, una signora ce ne ha poche, si fa passare avanti, no? E c'è chi lo fa e chi non lo fa. Ci sono tantissimi esempi. Secondo me Spalletti ha fatto un gesto giusto, che non purtroppo risolve delle questioni serissime, di cui tra l'altro noi abbiamo parlato, noi non svicoliamo, noi spaziamo, scusa lei, la stanchezza nel canale, quindi non posso che appoggiare totalmente, tra l'altro anche molto raffinato, è un simbolo, dice, ma è un simbolo, però è un simbolo positivo, un simbolo bello, un simbolo importante, è un simbolo che anche se dovesse creare un minimo di beneficio a 2 persone, 3 persone in questa terra che si sentono meno trascurate, che dovesse essere un esempio ad altre persone che e poi l'unione fa la forza, quindi io sono pienamente d'accordo. Cioè, mi spiace, anche qua vale nulla il mio essere d'accordo, però per me lo sport dovrebbe essere principalmente un modo per veicolare, chiaramente creare gioia, disciplina, quello è sul campo, no? È abbastanza banale dirlo, però prima e dopo dovrebbe essere un modo per veicolare i valori, per integrare le popolazioni, integrare proprio anche nella contrapposizione sportiva, no? Perché poi è bello. Cassius Clay, Muhammad Ali, prima Cassius Clay, con Foreman, che sono stati tremendi, hanno dato vita a uno degli incontri più leggendari nello sport, però alla premiazione di quel documentario, quando eravamo re, eravamo insieme, tutti e due, abbracciati, erano diventati grandi amici ed erano stati grandi rivali e se ne erano detti di tutti i colori, prima, durante quell'incontro e dopo, perché questi sono i valori dello sport, ragazzi. Sì. Angela ti chiede: Guido, buonasera, come hai visto il Ciuchi Lozano? Io bene, peccato per quel gol mancato, ma sta crescendo, incrociamo le dita per lui. Beh, Angela ormai la conosco, è sempre attenta, spero in 2 elementi positivi. Innanzitutto una buona gamba, quel gol mi sembra di averti letto un attimo, qualcuno l'ha sottolineato, a porte invertite, però ricordava uno straordinario, come veramente straordinario, di gol di Totti a San Siro, eccezionale, è mancato poco, il portiere è anche 2 metri pieni ed era parecchio avanti sulla linea della porta piccola, che ricordiamo a 5 metri e mezzo. L'ho visto sorridente, questo è un buon segno, quindi non imbronciato. Vedremo chi gioca con l'Ajax, ha bisogno di trovare uno spunto. Tra l'altro lui aveva fatto già degli assist quest'anno, attenzione, uno spunto vincente, un gol, però ha avuto la stessa percezione dell'ottima Angelo. Ovviamente il proseguo delle prossime partite della stagione ci conforterà. Però intanto non incacchiuso, l'ho visto col sorriso, è stato anche un bel gesto quando si è andato a complimentare col portiere, perché sa che ha fatto una gran parata. Gli ha tolto la soddisfazione di fare un gol straordinario. Quindi, bene, speriamo bene, considerato che è stato il penultimo a tornare, ad aggregarsi al gruppo, per la non pausa. La non pausa. Beh, ormai ho creato un nuovo tormentone che Valerio si divertirà a contestualizzare, può darsi che nasceranno nuove canzoni. Sicuramente sì. Se il Napoli vince lo scudetto per metà è merito di Giuntoli, e lego questa domanda, questa considerazione con questo domanda. Guido, credi che quest'anno potremmo effettivamente lottare per lo scudetto? Oggi ti rispondo questa prima risposta in maniera addirittura diversa e brevissima. Se mi chiedete non lottare, il Napoli può vincere lo scudetto, così 2 punti, virgolette, calcisticamente, pausa di suspense, sì, chiuse virgolette, punto. Calcisticamente, sì, non lottare, vincere lo scudetto. Ma ti stai contraddicendo? No, io sto dicendo calcisticamente sì. Non ha nulla di molto di meno o neanche molto di più delle 2 o 3 rivali calcisticamente. Tutte hanno un giocatore più o meno sostituibile, non c'è nessuna rosa che tu dici questa rosa è nettamente più forte. C'è qualche rosa che ha dei reparti molto attrezzati e qualche reparto dove devi sperare che nessuno ne faccia bene. Noi lo sappiamo, i nostri punti deboli, non abbiamo il vice, poi può darsi che il campo ci sorprenderà, non abbiamo per ora un vice di Lorenzo e non abbiamo un vice Lobocco. C'è Demme a 0 minuti, cioè, esatto. e chiudo, quindi ti ho risposto.
Bellissimo, anche oggi in telecronaca, in radiocronaca si esalta, e non è una critica a Di Lorenzo. Possiamo per una volta vedere l'altro punto di vista? Invece che applaudire il record di Di Lorenzo, da quanti mesi Zanoli non gioca un minuto ufficiale? Non una partita. Vedete come è importante nella vita avere una visione più, che non significa quelli che dicono tu ce l'hai con... No, io non sto criticando, cioè più volte abbiamo sottolineato tutti i meriti fuori e dentro il campo di un ragazzo d'oro, si vede che è proprio una persona per bene, seria, però dall'altra parte c'è un ragazzo che non gioca dalla primavera. Sì, ma si allena come tutti gli altri. Infatti speriamo che se dovesse essere chiamato non paghi lo scotto di non giocare una partita ufficiale. Quindi ogni minuto in più che fa Di Lorenzo sono minuti in meno e minuti in più invece che nel senso che allontanano dall'ultima partita ufficiale. Quindi sappiamo anche noi i nostri punti deboli che possono diventare punti pari nei giocatori che subentrano, però calcisticamente sì. Però calcisticamente sì. E ovviamente mi hai citato Demme e Mario Pirola ci ricorda e fa bene che Demme non è in lista Champions, quindi non può fare dare respiro a Franco Lobo per la prossima partita, quella là con l'Ajax, quindi ce lo possiamo aspettare se Spalletti effettivamente lo ritiene possibile, magari con la Cremonese. Io l'ho detto in live prima che tu entrassi, se Zanoli non fa un minuto nemmeno con la Cremonese, non parte a titolare nemmeno con la Cremonese, chieda la rescissione del contratto, perché quanto poi vogliamo iper sfruttare Di Lorenzo e poi mortificare anche il ragazzo. Infatti io sapevo, parte largo con le domande, ti mando subito 2 file, questi non sono opinioni che possono essere totalmente sbagliate le mie, sono dati incontestabili e precisissimi, perché poi io detesto che invece nelle varie trasmissioni i numeri vengono sparati veramente a caso. Adesso anche l'età dei giocatori, che insomma è un numero abbastanza semplice rispetto alla somma dei vari minuti di gioco. Allora, quale vuoi prima? No, sei tu il padrone di casa, quindi sai anche tu, in base a tutte le domande, quale può essere più simpatico. Allora, mi allargo. So che questo era stato richiesto e quindi io ho dato la mia parola, accontentato. È la differenza dei minuti, quindi già solo di campionato per ora questo, tra le 2 stagioni, quella passata, ovviamente omogeneamente all'8ª giornata. In giallo, non solo in giallo, anche giallo e rosso, non per ricordare la Roma, giocatori che l'anno scorso non erano in rosa e quindi è ovvio che hanno 0 minuti, ma non sono 0 minuti come uno 0 minuti di Demme che è uno giallo, un rosso e bianco quest'anno, no? Perché è in rosa. Quindi vediamo che Di Lorenzo, per solo una questione che si è giocato di più di recuperi. Esatto, di recuperi, ha già 24 minuti in più dell'anno scorso. È una roba inaccettabile. Vedete, Elmas, che non giocava tantissimo, l'anno scorso era una sorta di sesto uomo, si è quasi dimezzato il suo impegno. Quando io dico c'è da recuperare Elmas, se qualcuno dice il tuo pupillo, no, io non ragiono se devo fare l'analista per simpatie e antipatie, vedete, e poi sbattervi i numeri in faccia, scusate, è un'espressione un po' troppo forte, cioè, mostrare, chiedo subito scusa, ci fa vedere le cose da un punto di vista diverso. Chiaramente c'è l'impennata di Meret, però quello che ci fa vedere questo minutaggio, che Spalletti non a caso punta molto sulla difesa, io ve l'ho detto, intanto cambia pochissimo in difesa, come l'anno scorso cambiava pochissimo, cambia pochissimo in difesa. E, c'è giusto un minutaggio inferiore, quello che poco di Mario Rui, poco più di una partita e qualche cosa, però diciamo questi sono le differenze. Vediamo che per esempio Zanoli l'anno scorso aveva fatto 7 minuti, cioè non tantissimo, però aveva già almeno calcato per 7 minuti d'erba, quest'anno manco quei 7 minuti, sta giocando di più Zelinski. È interessante vedere che
chiaramente lo Bocht è insostituibile, infatti appena abbiamo tolto con Lecce, è il perno di tutta questa squadra, è quello che, tolti i nuovi arrivi, diciamo, no? Sì. Il portiere è quello che ha, chiaramente Kim a 686 minuti, ma era zero, ho detto, è quello che ha l'impennata maggiore, e questo ci deve far riflettere chi è il sostituto di Lobo. Ma lo può fare anche Gaetano. Gaetano, che l'anno scorso aveva 26 minuti e poi l'abbiamo dato in prestito, pensate un po', quindi era già andato via alla terza giornata di campionato a meno minuti rispetto all'anno scorso, dove aveva solo 2 partite sul roster dei Liga. Non sono 26-21 un grosso crollo, diciamo, però siamoci attenti a dire il sostituto in trasmissioni è Gaetano, lo può fare anche Gaetano, sì, lo puoi fare, però fino adesso questo è quello che ci sta dicendo l'impegno di Spalletti dei nostri giocatori. Può fare pure Spalletti, ma non lo farà. No, Tra l'altro, chiedo ancora scusa per aver detto sbattutina, veramente mi cospargo il capo di cenere, però vedere i freddi numeri aiuta a riflettere con più raziocinio. Poi se vuoi far vedere quelli complessivi, che pure sono messo, quindi per ora 2 competizioni ufficiali che sta disputando il Napoli in attesa che inizi la Coppa Italia, dove ci sono anche i gol e le ammonizioni. Cioè, le ammonizioni te le ho tolte, se no era troppo lungo il papiello anche in larghezza. Sì, puoi togliere il gol, fai vedere, ti concentri sui minuti, io quello lo metto perché è anche bello, abbiamo fatto 18 gol. sì. E dove i minutaggi peggiorano questa situazione, perché Anguissà, che ha tutti quei minuti in campionato, ne ha giocati 193 come Di Lorenzo, quindi ha giocato tutti i minuti in Champions League, come l'ha giocati anche Kim, e quindi vedete, Guido c'ha ragione, ha detto Spalletti, certi giocatori tende però a non mettere minimamente in discussione come li ha fatti pure Lobotka, che quindi a questo punto ne ha tanti, già si sta avvicinando ai 1847, come anche chiaramente Meret, eccetera. Sta rifiatando un pochino Mario Rui, che è una partita da saltare, però diciamo ci sono 4 pilastri che sono i 2 di centrocampo, quindi chi sono i 2 sostituti di Anguissa, perché è chiaro, potessero giocare tutte le partite con questa qualità, intensità, forza e concentrazione, saremmo tutti contentissimi, ma è difficile avere 9 mesi e mezzo con questa intensità, comunque non sono robot, era il nostro tormentone. Quindi d'altra parte, Guido, questa è proprio l'assenza poi di Fabian Ruiz che aumenta i minuti di Lobotka, chissà, perché almeno lui era un titolare inamovibile di quello è l'unica, non che io non amassi Mertens eccetera, però ho detto mi è dispiaciuto con Fabian Ruiz in rosa, perché abbiamo preso 20 milioni, bella qualità e la possibilità di rotazioni diverse, era molto interessante, molto interessante. Abbiamo Senti, perso Guido, qualità, e poi il ragazzo comunque fa 25 anni, non è a fine carriera, adesso è il meglio che deve venire. Dimmi, devo ringraziare, perché non è uscito su sovraimpressione, Vittorio Penza con il suo supporto mi dice giusto un forza Napoli sempre, l'ho preso, e anche Polli che non mi fa mancare un suo caffè. Guido, tra l'altro dobbiamo aggiungere ai tuoi schemi Zedadga, perché novità assoluta, siamo stati tutti sorpresi, convocato, che succede? Non mi spiego. Lo volevo aggiungere, non l'ho aggiunto, non perché lo aggiungeremo subito, per ironia, nel senso, perché quindi questo nella serietà comunque verrà immediatamente corretto tutto, perché mi ha fatto morire da risate, perché poi ragazzi, noi lo diciamo, quelli che si sono arrabbiati, anche poche persone, no? Sta calmo con l'ironia, mamma mia, cioè comunque è un gioco. Io ho detto, la partita è emozione, è gioia, è pianto, un minuto di collera, però se tu perdi l'ironia nella vita in genere, in tutte le cose, che vita triste, cioè. E quindi una delle caratteristiche di Valerio è che comunque riusciamo a trovare il lato comico a volte, ma sempre, situazioni anche molto semplici. Allora mi ha fatto molto sorridere, te lo confesso, questo diciamo off serietà perché è simpatico come trovata. E ho detto, allora
e tu mannaggia l'hai notato, l'ha messo e ho detto no, ma lo tolgo e voglio vedere se Valerio, ve lo confesso, non è preparato, è tanto attento da rimproverarmi, non le e invece io appositamente, ma è per darvi anche 5 minuti di gioia, cioè noi dobbiamo stare bene insieme. Assolutamente sì. Anche perché vogliamo vedere il primo minuto, quindi ci deve essere un senso per cui lo metto negli schemi. Tra l'altro convocato tra i difensori, una curiosità, convocato tra i difensori nelle grafiche del Napoli, quindi il Napoli si è trovato, mi sembra una cosa assurda, Zerbin che può essere utilizzato anche lui in emergenza come difensore esterno, e anche Zedad che se lo vuoi mettere da una parte sempre esterno lo devi mettere. Visto che Mario Rui lo sostituisce Oliveira, sto povero Zanoli sa da avere pure Zedad in panchina aggiunto alle cose così, è una cosa un po' quantomeno anomala. È uscito Fabio Versatile, aspetta, fammi leggere. Se a questi numeri aggiungiamo anche i minuti nazionali, la forbice diventa ancora più ampia. Vorrei riportare un dato: Insigne insufficiente in Canada, Mettez 0 gol, Ospina e Fabiano non giocano, KK stava facendo un riepilogo di quelli che poi se ne sono andati, mi sono perso il finalissimo. Sì, però questo è un dato interessante di Fabio che ce l'ho da parte. Il punto è che è pure un esercizio di stile quando io li aggiungo per la nazionale, perché ho sempre il dubbio che poi non diventa un confronto omogeneo con gli altri dati. Innanzitutto si è allenato da un altro allenatore in un'altra competizione, no? Quindi queste sono competizioni per club, quella per la nazionale, e in più c'è un dato che renderebbe disomogeneo questo confronto. Potenzialmente i giocatori schierati, cioè comunque convocati, presenti allo stadio, perché tutti potevano giocare, chi è titolare e chi è subentrato, viceversa. Invece non tutti sono convocati dalla nazionale e poi non tutti sono convocati dalla stessa nazionale. Quindi, no, Fabio ha detto una cosa simpatica, quindi c'è questa statistica a parte, però io la tengo fuori perché effettivamente ho visto è solo per, come posso dire, sì, aggiungiamo quei minuti che hanno sulle gambe, però hanno solo sulle gambe, nel senso non ricade nelle scelte dell'allenatore. Invece questi minuti, che non è solo che hanno sulle gambe la bravura, la stanchezza, comunque sono figlie delle scelte di un solo staff tecnico. Invece lì ci sono più staff tecnici, non solo quello di Mancini, perché già con quello di Mancini noi metteremo una nuova variabile in questo sistema, ma c'è la nazionale polacca, è inutile che faccia il Salvini nella situazione che mette a fare l'elenco, perché già vi ho detto che non sono bravo e non avrei manco Crozza, genio, che le pere, le mele, le arance, le uva. Vi posso fare una domanda, già che siete due esperti di tattica, ma per carità, io mi butto a indovinare e mi potete far capire meglio alcune cose. Secondo voi cosa è cambiato dalla prestazione del primo al secondo tempo? Secondo me, vado più breve, innanzitutto ci siamo abbassati, loro si sono alzati di più e hanno giocato un po' più duri nei contrasti. Siamo stati meno bravi ad allargare il gioco, e poi penso proprio un fatto, io scusate se mi ripeto, ma quelle parole di Mario Rui, mettiamole in un cassetto, speriamo che quel cassetto non si debba aprire mai e rimane lì, e poi negli anni è una ricevuta da buttare quando sono passati 10 anni, no? Diceva lei. Questi sono, perché considerate che statistiche, lascio poi la parola a Valerio, 4 falli a 17, cioè, Napoli è per distacco la squadra, come dice il collega Bravo, che fa meno falli, 4 falli, ma manco se giochiamo a come si chiama, a calcio balilla, 4 falli. Sì, nel frattempo volevo dare la chiusura a Fabio, che non sono riuscito a leggere il finale della cosa. La domanda in chiusura era solo casualità che poi chi è andato via sta facendo male? Quello però un altro sistema, nel senso che giocano in campionati tutti diversi, nel campionato con problematiche diverse, perché giocare nel Chelsea che ha vinto la Champions non è giocare nel Chelsea che ha avuto un cambio di proprietà drastico, non voluto, nel senso dettato da una situazione geopolitica che non ha mai successo nello sport. Cioè, comunque il Chelsea è stato venduto
per quello che sta succedendo tra la Federazione Russa e l'Ucraina. E basterebbe il Chelsea, no? E quindi Tuchel che si è trovato in una situazione, poi c'è anche il gossip inglese, sapete io non amo queste cose, della nuova fidanzata più giovane, ha perso, e qui tanti, poi sono anche campionati difficili, nel senso Benitez ha detto il primo anno avrà problemi, Koulibaly, e io vi dissi a me dispiace che Koulibaly non è andato prima in Inghilterra perché non solo era più giovane, aveva un anno per riambientarsi, non godo se loro fanno male, anzi io resto tifoso di chi ha indossato con onore e onestamente la maglia. Poi Careca ne nasce uno e Mascara è Mascara, ma Mascara l'ha indossata con onore e gioia, se l'è meritata quella maglia, io lo applaudo anche dopo che è andato via, quindi figuriamoci se non applaudo, anzi uno va a vedere che cosa ha fatto, come sta giocando, subito mandai per esempio il gol di Marek a Valerio che subito disse sono tante variabili di campionati tra l'altro che sono più di livello del nostro, molti di questi, perché non sottovalutiamo altri, e poi possono avere tanti problemi di ambientamento. Qualcuno Fabian Ruiz sta in una corazzata, cioè nel senso trovare spazio nel Paris Saint-Germain è tosto. È tosto. Stava tutto contento in una dichiarazione, dice ho esordito, cioè gli basta, capito, essere entrato per dire che grande cosa. Nel frattempo l'Inter ha preso un altro gol, lo aggiungiamo a quel numero dei gol, che poi era proprio la caratteristica principale, no? La difesa solida, Inzaghi col 3-5-2 stanno deludendo. Sì, sono tanti per una squadra che vuole ambire, attenzione, allo scudetto. 2 punti, virgolette, non è più l'elemento unico e fondamentale, totale, il fatto che tu hai la miglior difesa per vincere lo scudetto, ma in Italia scordatevi che tu hai una difesa ballerina e vinci lo scudetto. Esatto. Cioè, comunque devi avere una difesa solida, ma non è più la squadra che prende meno gol a quella che scientificamente vince lo scudetto. Poi prende anche essere la seconda, la terza, perché è diventato in questi ultimi 2 campionati fondamentale essere molto più pragmatici, volete un altro termine, incisivi in attacco. Però in Italia, per come è strutturato il calcio, non si poi dice devi avere comunque una difesa inquadrata e forte. Prima era veramente, vi andate a vedere gli almanacchi, la squadra che vinceva lo scudetto non necessariamente aveva fatto più gol, spesso no, però era quella che prendeva meno gol. Non è più così, però prendere 40 e passa gol non vince lo scudetto. Sì. L'hanno dato, ci confermano che c'è stato un controllo VAR, Roma in vantaggio regolare, gol convalidato. Inzaghi l'anno scorso è andato bene perché ha beneficiato del lavoro di Conte, siete d'accordo tutti e due? Bah, c'ha dei giocatori, secondo me l'Inter c'aveva i giocatori per vincere subito, perché alla fine Guido la facemmo questa analisi l'anno scorso, è una squadra un po' in là con gli anni e forse pagato anche questo sul lungo. Sì, era la squadra insieme a Napoli più vecchia del campionato, eravamo loro prima e noi secondi. Vedi com'è cambiato, perché poi nel frattempo il Milan, che aveva i giovanotti che stavano crescendo, più qualche esempio di leadership come Ibrahimovic, come Giroud, poi la svangata con la freschezza dei giovani. Noi adesso siamo super giovanissimi, abbiamo abbassato moltissimo la nostra media, mentre l'Inter non l'ha abbassata tantissimo e quindi continuano a soffrire. Certo, tranquillizzo tutti i tifosi interisti, lo dissi per la Juve l'anno scorso, non è quello che vi sto per dire, è una valutazione di antipatia, non è gufare, perché le valutazioni non possono essere dettate da queste cose, se no fai errori e vaccate incredibili. E non è, come ha detto quel simpaticone, il nostro Guidus, se l'Inter dovesse, non è finita la partita, io non auguro a nessuno la vittoria, la sconfitta, guardo, adesso non sto manco guardando la partita, perdere oggi la 4ª partita è fuori dallo scudetto. Yeah. Già l'8ª è un problema loro, e te lo mostro subito mandandoti un altro file, come l'anno scorso lo dissi abbastanza presto della Juve, specificando che non era antipatia, non era cosa, se no entra uno, il classico, vedi, sembrava un canale serio, invece è un anti-Juventus, no, e se fossi anti-Juventus farei vaccate incredibili.
Anzi, l'anno scorso non è andata manco a lottare, cioè, infatti Allegri a un certo punto disse mi brucia non lottare, e ve lo dimostro scientificamente, nel senso. Allora, se nel frattempo mi stai mandando un file, io recupero un'altra domanda. Angelo, Letizia, una domanda per entrambi. Vedremo mai nel corso della stagione un Napoli che parte con 2 punte di peso, avendole a disposizione sempre tutti? Mi piacerebbe vedere un Napoli che cambia pelle. Vai, Quindi, Valerio, l'altra volta ho risposto io, facciamo par condicio, rispondi tu. Va benissimo. In questo caso penso che Angelo si immagini un Osimhen Simeone insieme, perché poi sono gli unici che possono essere considerati di peso, con un Raspadori che adesso Spalletti vede anche come prima punta. Te la puoi immaginare questa situazione? Perché ho avuto l'impressione, dopo averlo visto all'Opera per 1 anno e mezzo, Spalletti, che una punta in panchina per sostituire dovesse succedere qualcosa se la vuole sempre tenere, quindi non le mette tutte e 2 in campo. Avendo la possibilità di sostituirne uno con Raspadori, c'è una leggera chance di vederlo, ma inizio partita la vedo difficile. Non ce l'ha mai fatto vedere, non credo che sia l'idea preferita di Spalletti. Però concordo, soprattutto lui che ha spesso sottolineato il fatto dell'importanza dell'equilibrio, della copertura. Poi è tutto sommato è organico con la domanda, potrebbe non sembrare, ma invece lo schemetto che ti ho mandato, nel calcio si è molto bravi, e qua c'è un po' di ironia, a prendere un dato unico e farlo diventare la regola. Poi può capitare in una partita, ma tu devi vedere un arco di 38 giornate quante volte sceglie quella soluzione, quante volte diventa sistemico. Quindi mi manterrei prudente, saggio, e sposo la teoria di Valerio. Domanda per il buon Guido: al netto di quello che era il Napoli quando lo ingaggiò, Giuntoli è stato preso tardi? No, Giuntoli è giovane, c'ha 50 anni. Sembra forse un po' più grande, poi oggi era bellissimo col suo gilet a dare il premio a Kim. Poi con questa nuova montatura degli occhiali, no? Sembra sempre più gentiluomo, ma Giuntoli non è un sessantenne, cioè è giovane. C'ha una bella carriera. L'esperienza che sembra dai colpi che fa, però è abbastanza giovane ancora. E tu mi citi Kim che viene premiato proprio da Giuntoli, guarda come riesco a legare tutto, una cosa di indescrivibile a livello di rocciosità, e sta diventando importante anche a livello di leadership. Guarda, posso dirvi una cosa: se Koulibaly avesse avuto la testa di Kim, vabbè, non avrebbe giocato nel Napoli dopo 1 minuto, anche a campionato iniziato il mercato chiuso, creavano una norma, una sorta di moratoria che potevi comprare un giocatore pure a mercato chiuso. Per ora, insomma, godiamoci il percorso, le partite, ma mostra una concentrazione durante la partita, perché ogni tanto Koulibaly, oltre che andare a funghi in mezzo al campo, prendersi delle ammonizioni. Adoro Koulibaly come uomo, come giocatore, però era uno dei suoi difetti quando primo dribbling, secondo te arrivava fuori a 3 quarti, perdeva il passo e prendeva un fallo inutile a 70 metri dalla porta di un difensore. Dici, manco il difensore è stato superato in dribbling, quel giocatore entra in area, può fare un cross pericoloso, ti rischia la munizione. No, prendeva il fallo a 70 metri dalla sua porta perché aveva fatto un'azione straripante, poi aveva perso il controllo, si allungava e entrava male sul difensore avversario, no? E poi ogni tanto qualche sbavato, dimenticanza, forte anche dal fatto che lui sapeva di essere straripante, aveva un timing negli interventi anche difficilissimi, in scivolata a terra. Lui in quel modo non ha mai concesso rigori, per dire. Quindi, però queste sbavature ce l'aveva, se no sarebbero robot. Cioè tu prendi un programma al computer, dici il sinistro di Maradona, il destro di questo, il colpo di testa di Pruzzolo, la cosa, e fai il giocatore perfetto. Non è così. E quello che ci sta piacendo è, mamma mia, questo ragazzo entra in campo, preme il pulsante e ci sa. È un modo diverso di difendere, ma che ci sta. È bello, così vediamo un Napoli diverso, ma ci sta piacendo. Poi molto serio, il ragazzo non fa falli, cioè non è Chiellini, cioè non lo vedi. Poi può darsi che invece insulta, non lo sentiamo, però mi sembra intanto che non fa falli, non ti tira i capelli, eccetera. Quindi
Ma E anche infatti quel discorso dei criminali io non sono d'accordo, c'ha una faccia proprio del bravo ragazzo, poi è fortissimo, c'ha impatto fisico e non c'è dubbio, ma è un bravissimo ragazzo anche lui sicuramente. Roberto ti diceva tardi per il Napoli, non per Giuntoli, cioè preso da... è arrivato al momento giusto, è arrivato al momento giusto. Il problema adesso non è Giuntoli, secondo me, è se Giuntoli e Napoli dovessero avere esigenze, volontà, velleità, desideri di andare a due velocità diverse. È una mia sensazione, no? Poi a volte ci ho beccato, che Giuntoli è anche un mio incubo, vada per esempio alla Juve e faccia rivincere la Juve, chiaramente gli Juventini se lo auguro, no? Dice proprio per lui ha aperto un nuovo ciclo, perché secondo me Giuntoli, pure lui sta facendo un suo percorso, no? Ha portato il Carpi, cioè, il 99% degli italiani non sapeva manco che esistesse il Carpi, non è che ha portato il Lecce che ogni tanto ci va in Serie A, il Novara che c'è il Carpi, cioè non ci siamo il rendiamo Capri. conto sì, ma un'isola famosa in tutto il mondo, no? Appunto. E quindi è arrivato giovanissimo, quarantenne, ha fatto pure lui qualche errore. Poi Napoli non è una società di appeal che tu alzi il telefono e ti vengono da tutto il mondo, voglio andare a giocare nel Napoli, con un portafoglio illimitato, ma questo secondo me è un merito di essere ancora più bravi, no? Perché tu sei il direttore sportivo del Real Madrid, intanto ti rispondono tutti, pure se stanno nel bagno, dici no, cara, passa, ma veramente, quindi va bene quando è arrivato, va bene quello che sta facendo, pure errori del suo stampo. A me piace molto come persona, quindi quello che ha detto, che io l'avevo infamato, non so in quale multiuniverso, anche nelle dichiarazioni, mi piace molto anche il percorso dialettico che lui ha fatto, no? Come si è ripreso una posizione che sembrava, secondo la narrazione della stampa della Laurentiis, me lo tengo, mi piace come... È vero, era muto, era un direttore muto per un periodo, poi piano piano... Domanda, io dissi una cosa, poi nelle trasmissioni, adesso sembra che del 2024, la scadenza non è del 2023, c'è discordanza tra i siti, giusta domanda. Giusta io domanda. ti riporto questa discordanza, mi informerò perché cambia il mondo se il 2023... Infatti io mi ero spiegato questa accelerata sul mercato di ADL sapendo Giuntoli in scadenza subito, quindi cambia qualcosa sicuramente. Per Guido, la mia domanda posso dire una cosa, a me piace molto Giuntoli perché ho difficoltà a ricordare anche quelle frecciatine velenose nei confronti degli avversari, che possono piacere perché colpiscono molto la pancia di alcuni tifosi. Io mi sono sempre legato a un'idea molto antica dell'essere tifoso del Napoli, legata a mio nonno, mio padre, eccetera. E quindi sono più in sintonia con un'idea, oltre che elegante, no? Invece sobria, e poi chiaramente massima sintonia personaggi come Luciano De Crescenzo, quelli che avevano questa brillantezza di ironia che ti rende sopra gli altri, no? Quindi anche da quel punto di vista amo più chi non fa polemiche, chi non deve dire, quindi vediamo. Quindi... Allora, recupero perché Guido, Jacopo ci dice la domanda sul DNA sport è più una riflessione. Il Napoli ha nel suo DNA il gioco propositivo, non il catenaccio. La domanda di sopra credo che l'abbia riscritta Jacopo e te la recupero. Il Napoli fa pochi falli, quindi penso che rientra nel discorso del DNA. Parlando di valori dello sport, possiamo parlare di DNA sportivo che le squadre hanno più o meno per storia, per cultura? Allora, io questo dato, che è uno dei dati, ma incominciai a vedere molti dati, perché poi uno non può dirveli tutti, e cominciai a studiarlo perché su un giornale francese uscì scritto, quindi non italiano, adesso le trasmissioni stanno dando più dati numerici, ma se vi ricordate fino a 5, 6, 7 anni fa erano solo i tiri, i calci d'angolo, il possesso palle, gialli, ammoniti, eccetera. Uscì questa statistica di tutti i campionati europei, tutti, diciamo gli 8 principali, non i 5, dove il Napoli di Benitez era la quarta squadra, quindi la peggiore, cioè quart'ultima, per falli fatti. Ed era perfettamente era 0, la differenza, perfettamente allineata col Bayern Monaco, Real Madrid, il Paris Saint-Germain e poi cioè le grandi corazzate che dominavano, squadre vincenti, eccetera.
Ed era un dato che non fu capito, non riportò nessuno. Io dissi, c'è un nuovo dato da andare a studiare. E da quel punto in poi abbiamo toccato il culmine sicuramente con il maestro Sarri. Cioè voi pensate che non è solo un fatto di falli, perché poi anche come ammonizioni noi siamo scadenti. Cioè il Napoli ha 943 ammonizioni nelle ultime 13 stagioni, l'Atalanta ne ha quasi 300 in più. Mamma mia. È un altro campionato quello che fanno loro, no? Quindi questa cosa che ha notato l'ottimo Jacopo, è vero, a parte che storicamente la magica, è molto difficile, anche se cambia allenatore, anche se cambiare immediatamente pelle. La cretinata che hanno detto adesso il Napoli è diventato il Napoli di Spalletti, il Napoli fisico, e la gente aspetta adesso, come che avevano scritto i bad boys come la Juve, come la BBC. Non è cambiato nulla, cioè il Napoli sta facendo meno falli anche con Gattuso, eppure devono essere i bad boys quest'anno, no? Quindi è verissimo che c'è nel DNA. Il punto, e chiudo, e ve l'ho fatto perché poi ho detto calcisticamente sì, ragioneremo su questo, è che in Italia quanto ha pagato avere un certo tipo di DNA? Zero. Cioè le squadre che hanno giocato meglio, la prima Roma di Spalletti era meravigliosa, la Roma di Eriksson era bellissima da vedere, o Lidum, cioè andando proprio indietro, che era un altro calcio, 16 squadre, 2 punti invece di 3, cioè, quindi anche se non si può fare quel confronto, cioè storicamente in Italia non vince la squadra che gioca meglio, che è più pulita, vince la squadra che è vincente, che quindi ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono vincente. Quindi sarà molto difficile, non è con uno schiocco di dita che il Napoli diventa bad boys, non è il Napoli, sarà il Napoli. Piccole sbavature ci possono essere, piccoli cambiamenti, però credo che quello è. Bisogna vedere se poi tutto un sistema di regole, cioè oggi Juric e le telecamere in 4K ormai, perché quelli trasmettono in 4K sono inquietanti. Cioè Mario lui si è fermato, non lo tocca, si vede che poi i due piedi si sfiorano, c'è contatto e contatto, ma l'ha fatto anche molto bene, non per bleffare, ingannare l'arbitro, proprio per dire, c'è stata un'inquadratura, l'hanno fatta vedere solo una volta, dove si vede che c'è aria tra i due giocatori. Non puoi andare dopo a caldo, ti puoi arrabbiare e essere espulso. Va bene, io l'ho detto, durante una partita concedo anche con una persona nel suo divano, dico una parolaccia, tanto io non l'ascolto, e quindi a fine partita, quando c'hai la calma, il risultato acquisito, il replay, non puoi dire cose che non sono accadute, soprattutto tu che sei un professionista. Io sono un professionista, sì, ma non nel tuo settore, non sono pagato quei milioni in un altro settore, eppure lo seguo con molta attenzione, perché tu lo vedi. Allora questo abbiamo costruito, ed è organico, un sistema dove contano tutta un'altra cosa, anche una narrazione diversa. Quello non è fallo. E Mario lui ha fatto di tutto per far vedere che non era fallo. Tu non puoi andare a dire era fallo, espulsione, c'era pure rigore se non è in area, perché stai raccontando qualcosa. Il problema è che molte persone, e capita anche a altre squadre, poi vanno appresso queste narrazioni. Andando appresso significa, e chiudo, che tu hai costruito anche un calcio che è brutto. Ricordiamoci quel Cagliari-Napoli, mamma mia, una credo delle partite più brutte, quella che Milik segnò, che non si giocava mai. Allora, abbiamo costruito un calcio in Italia dove abbiamo molte squadre dove è più importante non far giocare l'avversario. La Juve ha vinto molti campionati così, è andata male in Europa e non è un anti-juventino, perché tu poi per vincere in Europa devi avere qualcosa in più dell'avversario di propositivo, devi cercare devi proporre. Sì, e non abituandoti oggi, non abituandoti domani, non abituandoti l'anno prossimo a giocare più azione per sé, non è che poi in una partita vinci. Quelli che ancora dicono ma noi potevamo vincere la finale, no, già uno ci è arrivato così. E il sistema lo devono cambiare, la narrazione, non tutti perché è impossibile, tanti allenatori, se un allenatore dei giovanili sta tutta la partita a insultare Spalletti e il suo presidente che ancora oggi critica Spalletti, tutto il contrario, ha accusato Spalletti, c'è pazzesco. qualcosa che non funziona.
veramente Ma pazzesco. che c'entra col no, c'entra perché ovviamente tu crei un sistema dove non è brutto vedere partite con tanti falli e fare, anzi, tant'è vero che noi abbiamo mitizzato i tre della Juve, no? E ci sono tante. È diventato un meme il famoso fallo di Chiellini nella nazionale che in un altro posto si porta tutta la famiglia. Invece all'estero non è un meme, è detto è un fallaccio dove ti avrebbero fischiato. C'è da lavorare, però io sono sempre un ottimista, intanto mi godo il percorso. Però è un'osservazione giusta, non si cambia in un minuto il DNA, e il nostro DNA ha intanto qualche anno sulle spalle già. Amici bellini, ci siamo quasi, ci facciamo gli ultimi 5 minuti, salutiamo Allora poi Valerio, Guido. ti mando questa sorpresa, Sì, che è un video, così poi lascio a te tutte le osservazioni, i saluti, i cose, perché questa è. Non la conosce manco Valerio, è una non sorpresa. so No, niente. no, no, è una sorpresa assoluta, che lascerà molto interdetti più che altro i colleghi. Voi vi divertirete. Spero che, perché è bella lunga, no? Potrebbe non. Potrebbe non funzionare, ma poi la recuperiamo eventualmente. Vedi un momento di lag che ci può stare perché c'è questo Funziona, passaggio, funziona, perché sono passaggio di parecchi dati. mega e quindi ci metterò giusto un minuto. Non è una sorpresa, ragazzi, è una sorpresa per tutti voi. Va benissimo. Nel frattempo io, nel ringraziare Giulio Varricchio che invito a scrivermi su Telegram, mi ricordo pure che ho 18 che ascoltano su Spotify, siete 150 in live, 270 like, ve la potete ascoltare la mia canzone ogni tanto, ma è colpa mia che non lo ricordo. Guido, nel mondo bisogna sempre ricordare alla gente le cose perché sennò non se lo ricordo. Messico 86 su Spotify, Valerio Fluido Celentano. Devo fare cambiare la suoneria al telefono. Mio padre è un ingegnere severissimo, serissimo. Cos'è? Però immaginate la serietà di più, cioè proprio la serietà è che anche una chiacchiera, no, è una chiacchiera inutile, lavoro. Però gli mettemmo, io e mio fratello, la suoneria Maradona è meglio per lei sul cellulare. No, devo cambiare, devo mettere la tua canzone. Bisogna rafforzare il marchio. Ti ho Che mandato bellezza. un file video. È arrivato. Ma questo è Vob. E Lo io apri non, con Will See. e non credo che poi però me lo possa far vedere sul programmino che io uso. Questo non lo sapevo. Vediamo. No, perché io utilizzo l'altra postazione per aprire i Vob, fatti nostri che ci siamo fatti, ci siamo scambiati cose di cinema. Sì, nulla tranquilli di illegale. No. Quando facevamo la trasmissione su Maradona, sul calcio e il cinema. Certo, Però tutta roba che Guido ha comprato e che ne ha i diritti, certo, senza dubbio. sì, infatti non ho più spazio per tenere film, libri. Amici Benini, Sì, questa sorpresa dovrà aspettare purtroppo, perché tecnicamente questo computer con cui io streamo non me lo permette di fare, però questo significa che vi dovete iscrivere al canale e dovete seguire le altre cose. Potrebbe questa è rientrare. non solo una sorpresa, e a questo punto è super, immagino una curiosità, L'attesa, ma è l'analisi, la previsione, la speranza del futuro del campionato del Napoli. Vedi, Quindi io lo non. dice il 1° ottobre. Quindi ricordiamocela questa cosa qua. Nel prendere le ultimissime domande, prendo proprio al volissimo 2 minuti. Chiedo scusa che non riusciamo oggi, ma è Fammi colpa un mia. flash. Fammi un No, flash. deve essere sorpresa. Chiedo scusa perché veramente era una sorpresa anche per Valerio. Sì. Il file originale è colpa solo mia, nel senso, poi io non è che sto a fianco a Valerio, conosco i 3000 computer dove c'è un programma, quindi la colpa è mia e non di Valerio. Però il file gliel'ho mandato, la prossima volta. Sta là, esatto. Flash, ultime 2 domande. Claudia ti dice: mi auguro che Elmas abbia più spazio anche dal primo minuto e soprattutto in un ruolo definito. In quale posizione di campo vi convince di più? A me esterno alto a sinistra. Spalletti dice che può fare pure
il vice Zelinski, nel senso la sottopunta, come si chiama là, perché in nazionale l'abbiamo visto è molto più incisivo, uno che arriva fino in fondo, anche nel Napoli ha fatto dei gol. Abbiamo bisogno di lui e di qualcun altro perché per mantenere questa classifica, questa intensità e queste forze abbiamo bisogno non con 13 persone, come disse Sarri, si fa anche come un colpo, no, si va al palazzo, infatti siamo andati al palazzo, no? Forse Quanta ipocrisia, mamma mia, quanta ipocrisia. Abbiamo bisogno. Io dico, a me piace vice Zelinski, cioè un po' spostato verso la sinistra, a destra non mi fa impazzire, in zona centrale l'importante è avere un po' più minuti perché secondo me lui fa fatica a essere incisivo negli ultimissimi minuti della partita. E in ultimissima, Guido, una provocazione: chi è antagonista del Napoli, Milan o Atalanta? L'antagonista del Napoli attualmente è a tutta la vita l'Atalanta, nel senso, se noi vogliamo mantenerci bassi nella prudenza, che noi lottiamo per il quarto posto, sentite bene, quella è tra l'altro un'Atalanta veramente tosta, ha cambiato pelle, cioè un'Atalanta che non subisce gol, 3 gol, è la miglior difesa, che ha diminuito le azioni, anche il modo di giocare uomo su uomo è meno intensa, ma lo stesso è molto efficiente, a 6 punti più dell'anno scorso, la miglior partenza. Se uno dice no, scudetto, dipende cosa fa l'Inter stasera, perché se l'Inter oggi ha perso, a questo punto il Milan ha il Napoli come antagonista. Il Milan rimane la favorita, aver perso col Napoli in casa per loro è stata una notizia. Avete visto la conferenza stampa, perché poi Valerio le recupera, Pioli ha dato segnali di forza e secondo me ha fatto un autogol. È giusto dire la migliore, però abbiamo sbagliato. Però se tu hai giocato così bene, è la migliore prestazione dell'anno, il miglior Milan dell'anno, e hai perso con un Napoli che ancora non è perfettamente a regime, che secondo me ci sono ampi margini di miglioramento che non sono, come posso dire, certi, non è che ci sono questi ampi margini, è sicuro che avverranno, noi auspichiamo, e allora è buon per Napoli che è riuscito a battere un Milan già così avanti, no? certo. In campo. Per lo scudetto il Milan rimane favorito, anche se adesso è indietro. La lotta Champions, l'Atalanta quest'anno è seria, seria. A questo punto vediamo, non so come finisce, perché se oggi l'Inter ha perso la quarta partita su 8 sono tantissime. Quello che vi dicevo, considerate che nei campionati a 20 squadre, poi lo vedremo con più calma, parte il maestro Sarri che ha vinto lo scudetto con 7 sconfitte, si perdono 3,4 partite al massimo, chi vince lo scudetto. Diciamo che una squadra quest'anno ne perda 5, che è il massimo risultato dopo quello del maestro Sarri, no? Dopo 7 c'è 5, non c'è un 6. Però mediamente 3-4, c'è anche lo 0 di Conte, però non puoi prendere il 0 di Conte. Significa che l'Inter da qui a fine campionato può perdere una sola volta. E vi lascio con questo capovolgimento. Vedete quanto sono stupide le cose che vengono dette. Il campionato è ancora lungo, male, non bene, perché se tu hai perso 4 partite su 8 e il campionato è ancora lungo, è veramente calcisticamente difficile che io possa credere che non ne perdi più. Nelle ultime 30 giornate non perdi, è statisticamente possibile, perché ma il calcio non è la statistica, ha una statistica tutta sua diversa, che è quella che io negli anni ho cercato di studiare. Quindi nelle ultime 8 giornate puoi anche sperare una squadra col basone come l'Inter che faccia 8 vittorie. L'anno scorso l'Inter ha fatto 8 vittorie nelle ultime 8 giornate, nessuno le cita le prime 8 del Napoli, però l'Inter ha fatto 8 nelle ultime e non ha vinto lo scudetto. Ma siccome ne mancano 30, è veramente difficile che tu perda una sola partita, devi ancora incontrare il Napoli 2 volte, la Juve, eccetera, eccetera. Quindi godiamoci ogni domenica e analizziamo, è anche più divertente, si impara di più. Io è una vita che studio qualunque cosa, quindi impareremo cammin facendo tante nuove nozioni e abbiamo un video da parte che è interessante. Signore e signori, Guido Gentile,
Sì, sempre peggio, sempre più spettinato. Risaluto, per prima saluto i moderatori e le moderatrici, che considero sempre salutati nel saluto di Valerio, però è giusto anche invece salutare a parte le amiche belline, gli Bravo. amici bellini, i passanti, e Valerio, che è sempre una persona educata e squisita, mi ha concesso di salutare tutti i distributori, i produttori, i venditori di materassi. Dormir bene è importante. Importantissimo. Ciao. Amici bellini, allora che meraviglia il percorso, si saluta Guido, tanti e tanti messaggi molto interessanti, pochi like, devo dire la verità, ma lo capisco perché come orario non ci troviamo, è un orario strano, io poi non vi do punti di riferimento, sono come Raspadori, non vi do punti di riferimento, Raspadori che però per me si deve chiamare Felice Sciosciamoc per tutta una serie di discorsi che poi vi dirò. Forza Napoli sempre, da New York, Valerio Fluido è tutto, i like si arriverà a 500, ci credo, ma perché adesso vi dovete vedere l'Ajax, oppure vi potete vedere Empoli-Milan, lo so, ci vuole un po' di tempo, domani, con calma, stanotte, non c'è mai, c'è sempre tempo, il campionato è molto lungo, e ricordate che lungo è lungo, sicuramente sì, però se il Napoli, ma lo dico senza proprio problemi, se il